Eccoci, buonasera signore e signori, nuova puntata di Agricoltura di Sera, devo dire una puntata davvero eccezionale perché faremo una sorta di giro del mondo guardando l'agricoltura mondiale e guardando come il mondo guarda la nostra agricoltura, l'agricoltura veneta. Avremo delle presenze d'eccezione di chi ha girato e sta girando il mondo proprio guardando anche questo settore, cioè il settore primario. Parleremo anche di acqua e di siccità, parleremo anche di cambiamento climatico, quindi argomenti che interessano veramente tutti. Poi naturalmente c'è la scheda con le ultime novità che arrivano ad esempio dall'Europa con tracciabilità, controllo ad esempio della carne, insomma tante cose da seguire insieme sia che siate agricoltori sia che siate semplicemente consumatori. Tutto questo naturalmente dopo la sigla e la scheda. È il caldo anomalo e la carenza idrica a caratterizzare l'ultima settimana di giugno dell'agricoltura veneta. La carenza d'acqua è tale che la Regione sta valutando una serie di interventi per garantire la disponibilità della risorsa idrica e preservare l'equilibrio del sistema. Tra le opzioni il ricorso anticipato alle riserve accumulate negli invasi montani, in genere utilizzati nel mese di luglio, e che la situazione sia già critica lo confermano i dati del Po. A Ponte Lago Scuro la portata è sotto i 300 metri cubi al secondo, la soglia minima perché nel delta non entri il sale dal mare è di 450, questo mentre la spinta del Po cala di 20 cm al giorno. Dall'Europa in questa settimana sono tante le norme approvate per l'agricoltura, tra le più importanti quella per aiutare gli agricoltori ad affrontare l'aumento dei fertilizzanti con la modifica della PAC, ma anche nuove disposizioni sui prezzi finali dei prodotti alimentari legati ai costi effettivi di produzione e di reddito degli agricoltori. Rafforzato il ruolo delle OP, organizzazioni di produttori, con la possibilità di negoziare direttamente con soggetti come la grande distribuzione e l'introduzione di norme che impediscono a questi ultimi di aggirare le OP contattando direttamente i singoli produttori. Approvate nuove norme che chiariscono l'uso dei termini equo e giusto per i prodotti agricoli, il loro impiego legato allo sviluppo delle comunità rurali o alla promozione delle organizzazioni di agricoltori. Infine, stabilite in tutta Europa la definizione di carne come parte commestibile di animali da specificare nelle etichettature per evitare di sviare i consumatori con prodotti coltivati in laboratorio o ottenuti da colture cellulari. Tra le colture da segnalare la crisi del riso veneto, prezzi in calo dal 30 al 60% rispetto al 2025 e costi di produzione aumentati di un terzo rendono la coltivazione antieconomica. Stesso discorso per il grano con prezzi ormai al tappeto. La Commissione Unica Nazionale per la seconda settimana consecutiva non ha formulato prezzi orientativi per nessuna categoria di frumento duro in nessuna delle 4 ripartizioni geografiche. Quindi anche per il frumento veneto, a partire dall'alto proteico, vale l'ultima valutazione utile a 293 euro alla tonnellata, insufficienti a coprire i costi di produzione. Infine l'agrivoltaico continua a far discutere intere comunità venete, come a Eraclea, ma soprattutto a Rosà nel Bassanese, dove si attende se la Regione approverà un maxi impianto agrivoltaico a travettore che andrebbe a cambiare per sempre il volto delle campagne nel cuore del Parco delle Rogge. Da una parte l'interesse economico di chi non trova più reddito nell'agricoltura, dall'altro l'esigenza sempre più concreta di assicurare la terra a prodotti di qualità più che a produzione di energia, e questo per garantire la sopravvivenza dell'intera filiera agroalimentare veneta. Questi dunque gli argomenti più importanti della settimana, ma come vi ho annunciato sarà davvero una puntata davvero particolare perché abbiamo un ospite che ci può raccontare, perché ha visto con i suoi occhi l'agricoltura all'estero e la nostra agricoltura vista dall'estero. E allora cominciamo presentando chi è qui in studio e poi naturalmente le persone che sono in collegamento. Per una questione di cavalleria parto da Martina Del Grande di Giovani Confagricoltura Treviso, benvenuta, buonasera. Poi per una questione di
anzianità ma anche di essere più alto in grado, abbiamo Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura Treviso e Presidente di Assocamere Estero. Benvenuto, buonasera. Poi abbiamo invece Angelo Facchin, Vicepresidente Coldiretti Treviso, benvenuto, buonasera. E poi Giuseppe Facchin, consigliere di CIA Treviso. Allora, giusto per raccontare, poi naturalmente andiamo a presentare anche gli ospiti collegati, lo facciamo subito, di solito lo facciamo dopo il primo giro, invece questa sera lo facciamo subito. Cominciamo con Fabrizio Stelluto, Presidente regionale di Argav, ovvero dei giornalisti agroambientali del Veneto, del Trentino Alto Adige. Fabrizio, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti voi. Ecco, buonasera. E poi abbiamo anche Silvio Parizzi, direttore di Ambi Veneto, vediamo se è in collegamento. Buonasera, sì. Direttore. Buonasera a tutti voi. Grazie. Allora, giusto per cominciare, io direi che potremmo anche raccontare un attimino chi sono, diciamo, le persone che parleranno con noi di questi argomenti e non solo legati all'agricoltura. Partirei da Martina Dal Grande, sempre per una questione di cavalleria. Laurea specialistica in economia a Milano, 8 anni per scegliere la vita di campagna, passando addirittura per l'Australia. Poi è diventata sommelier internazionale, quindi l'attaccamento al vino, ma perché è una questione di famiglia, e poi dopo un po' ha deciso di tornare qui nella zona del Prosecco, giusto? Adesso invece è delegata dei giovani, delegata nazionale, e del CEIA, il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori con sede a Bruxelles, all'interno del quale si è fatta portavoce di tematiche strategiche per il futuro del settore come l'agricoltura conservativa e rigenerativa. Insomma, è giovanissima, ma ha già un curriculum chilometrico. In realtà è giovane, ma non proprio giovanissima. Ho fatto un percorso un po' particolare, ho studiato economia, insomma ho seguito un po' anche quelle che erano le mie ambizioni, le mie volontà, e poi ho deciso di comunque fare delle belle esperienze all'estero. L'Australia è stata una parentesi importantissima della mia esperienza, sia dal punto di vista enologico che diciamo commerciale, per comprendere un po' le dinamiche commerciali del mondo del vino, ma il richiamo dell'azienda di famiglia è stata grandissima. Direi che è stato un richiamo anche alla mia terra, al mio territorio, il Conegliano Valdobbiadene, che proprio l'anno in cui sono ritornata, il 2019, è diventato patrimonio UNESCO, quindi mi ha accolta con una bellissima sfida e con tanta voglia di dare al mio territorio più che potevo, insomma, ecco. Poi sentiremo anche l'esperienza australiana, considerando che faremo il giro del mondo con l'ospite, anzi con l'ospite che abbiamo qui e che incontreremo per ultimo. Allora andiamo invece con Giuseppe Facchin, laureato, ex consigliere a San Polo di Piave, poi all'interno della Camera di Commercio, poi presidente CIA e ora all'interno del Consorzio Bonifico della Bonifica Piave, quindi si parla di acqua, e poi anche consigliere del Consorzio Prosecco DOC. Sì, in realtà io sono solo un enologo diplomato a Conegliano. Tanti anni fa faccio l'agricoltore di professione e i temi che tratteremo questa sera mi sono particolarmente cari, direttamente per la mia azienda e indirettamente per il mondo che rappresentiamo come confederazione, e io penso che ben vengano questi momenti di spunto per ragionare su questi punti un po' cruciali della vita del mondo agricolo e non solo. Poi invece Angelo Facchin, laureato in enologia, poi lei è membro della Fondazione Joy, quindi guardate anche al sociale. Poi ad aprile ha incontrato anche Papa Leone XIV, giusto? Il 6 aprile. E poi fa parte della giunta camerale nel settore agricoltura della Camera di Commercio di Treviso, giusto? Sì, è stato bello ad aprile perché eravamo col presidente Polegato e così quando eravamo lì davanti a Piazza San Pietro vedo una persona lontano che mi saluta, era il nostro presidente con tutti i presidenti delle Camere di Commercio italiane nel mondo, che nello stesso giorno casualmente ci siamo trovati là. Questo per dire quanto grande e quanto piccolo è il mondo, è già raro andare in certi contesti e trovarsi lì è stato veramente bello, quindi una parentesi piacevole. Per il resto anch'io sono sul pezzo, come si suol dire, al di là delle cariche che abbiamo dal punto di vista sia associativo che istituzionale, come Giuseppe ho un'azienda e quindi sono nel settore e questi problemi sono all'ordine del giorno.
tutta la gente di prima fila per quanto riguarda, diciamo, la presenza in agricoltura. Presidente Pozza, insomma, abbiamo già fatto la preparazione, perché lei, insomma, Presidente della Camera di Commercio di Treviso, ma soprattutto in questi anni, in questi 10 anni, ha girato il mondo ed è qui proprio perché ci può portare la sua testimonianza di come c'è l'agricoltura in giro per il mondo. Però partirei con il primo fatto di cronaca, perché abbiamo in collegamento. Però sì. Lucio, io direi Treviso e Belluno, perché gli amici di Belluno, Camera di Commercio, Treviso e Belluno. Certamente, ha ragione Presidente, perché dobbiamo sempre ricordare questo. Allora, ripartiamo parlando del primo tema, che poi è il tema che ci preoccupa, ci interessa maggiormente, cioè il tema dell'acqua. Allora abbiamo proprio per questo voluto in collegamento Silvio Parizzi, che è il direttore di Ambi Veneto. Direttore, senta, qual è la situazione vista proprio dal punto di vista dei consorzi di bonifica per quanto riguarda il tema dell'acqua? Siamo già veramente in emergenza un po' in tutto il Veneto? Sicuramente, soprattutto per il fatto che siamo al 24 di giugno, c'è una situazione che desta parecchia preoccupazione. È un po' differenziata all'interno di tutto il nostro territorio veneto, abbiamo delle situazioni già particolarmente preoccupanti, che si tratta appunto soprattutto per quello che riguarda il delta del Po, la zona insomma terminale del Po, che già nel servizio che avete anticipato voi portavate dei numeri che sono ancora attuali purtroppo, cioè delle portate a Ponte Lagoscura al di sotto dei 300 metri cubi al secondo, che questo purtroppo portano a una salinizzazione di tutti quelli che è l'ultimo tratto del Po e dei canali appunto afferenti a quest'ultimo tratto. Abbiamo già delle prese, delle derivazioni che sono state chiuse perché il livello di salinizzazione è già alto e che questo porterebbe dei disastri dal punto di vista delle produzioni, delle attività produttive in atto, e questo problema lo stiamo cominciando anche a rilevare sul tagliamento, sul tratto finale appunto del tagliamento. Queste sono le due punte di criticità più alte che abbiamo. Poi ci sono altre situazioni come quella del Brenta, che anche questa sta diventando preoccupante, tant'è che c'è l'ordinanza di ieri della Regione di aprire anche alcuni invasi che solitamente venivano utilizzati, sono invasi Enel, che solitamente venivano utilizzati nel mese di luglio, ma vista la situazione, vista la carenza idrica, la crisi idrica del Brenta, hanno deciso appunto di anticipare. Purtroppo sappiamo che sono degli invasi che non sono infiniti, a meno che insomma non vengano riempiti con qualche evento di piovosità che per questo periodo è abbastanza eccezionale, e le previsioni, soprattutto quelle a breve termine, danno invece una temperatura esageratamente alta per il nostro periodo e non prevedono precipitazioni invece. Per il resto del territorio, la situazione al momento è sotto osservazione, non è semplice, non c'è una disponibilità idrica come si auspicherebbe in questo periodo, però insomma stiamo monitorando e stiamo cercando di fornire quella necessaria risorsa idrica, che oggi è circa l'80% delle derivazioni, delle concessioni concesse, e quindi voi capite che è una derivazione importante, ma d'altra parte le temperature sono sotto gli occhi di tutti, le temperature di tutta Europa, devo dire, in questo momento. Quindi una situazione non certo serena, e indubbiamente che deve presupporre una gestione della risorsa veramente centellinata per cercare di arrivare alla fine della stagione irrigua, cercando di avere le minori difficoltà possibili. Ecco, volevo chiedere, ma le nostre riserve montane ci sono? Ne abbiamo? C'è qualche, come dire,
Dobbiamo veramente preoccuparci allora, visto che hanno già cominciato ad aprire alcuni bacini. Mi viene in mente l'area, diciamo così, del Bellunese e la zona poi legata al Piave. E poi il minimo deflusso, quello che viene richiesto dall'Europa, quanto ci sta penalizzando sotto questo profilo? Indubbiamente allora, diciamo che le risorse idriche sono di 3 tipi solitamente. Il primo è quella nivale. Purtroppo quest'anno si è esaurita con un grandissimo anticipo e oggi non ce n'è più. Oggi le riserve nivali sono a 0 e quindi da lì non possiamo più attingere. Poi abbiamo le falde, che anche queste già da diversi mesi insomma, stiamo monitorando, ma oggettivamente c'è stato un calo importante per quello che riguarda le falde, che poi sono quelle che vanno a generare la risorsa idrica soprattutto nei territori di risorgiva e quant'altro. E poi ci sono gli invasi. Gli invasi sono mediamente pieni in questo momento, così come viene dato dall'osservatorio, quindi sono nella norma. Il problema è il loro utilizzo, nel senso che più anticipiamo e più sfasiamo della risorsa e più breve è la possibilità di poter mantenere appunto la risorsa all'interno dei fiumi. Quello del deflusso è un tema che abbiamo già toccato anche l'ultima volta che sono stato in studio lì da voi, è un tema su cui bisogna fare dei ragionamenti. Oggi noi riteniamo come AMBI che il deflusso vada insomma, ridiscusso, che debba essere messo in condizione di poter anche avere delle deroghe, perché così come pensato spesso ci ritroviamo a confrontarci con dei fiumi che magari sono del nord Europa che hanno caratteristiche totalmente diverse. Quindi non possiamo assolutamente, e quest'annata qua sarà una di quelle che testimonierà questa necessità di prendere tout court quella che è la normativa europea. Sicuramente ci sarà da fare delle valutazioni di impatto in merito ai nostri territori e in merito anche a tutti quei cambiamenti che insomma, penso sia innegabile siano sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno insomma, sostiene ancora che non ci sono. Su questo ci vede abbastanza in disaccordo. Va bene, direttore rimanga con noi perché volevo parlare al Presidente Pozza per dire, ma in giro per il mondo, dalla sua esperienza, come gestiscono l'acqua? Ma è talmente grande il mondo che... Cominciamo dalle zone più siccitose, esempio l'Australia. Ma l'Australia ha più o meno come noi questi grandi impianti con questi grandi getti che insomma bagnano a 360 gradi. Hanno anche dei bacini di contenimento, delle vasche di laminazione? Hanno anche delle vasche di laminazione, questo sì, però lì non tutta l'Australia è coltivabile. Sì, beh, è un continente, noi stiamo parlando di un Veneto. Ci mette 10 ore a attraversarlo in aereo, quindi... Sì, sono dimensioni decisamente diverse. C'è anche lì un'agricoltura che sta spingendo verso un'economia del risparmio dell'acqua, perché questo ormai è l'orientamento di tutto il mondo. I più avanzati sono in Israele. L'Australia sta facendo dei grandi passi su tanti campi e quindi quando tu fai un passo che indirizzi su un'agricoltura o su un prodotto, tra virgolette, ci porti anche la tecnologia. E quindi è un'agricoltura che sta crescendo molto, soprattutto perché loro hanno anche loro tanti territori da coltivazione intensiva, oltre che pascoli, che quindi gli serve il fieno e tutto quel foraggio, e nei vigneti. Quindi, invece Israele, dicevamo? Invece Israele lì... Io ricordo quando cominciavano a produrre i pompelmi, no? I famosi pompelmi Jaffa, e una delle cose che facevano, ti dicevano dalla sabbia del deserto i pompelmo, quindi sì, erano i primi ad aver cominciato a portare l'acqua nel deserto. Sì, loro in base alla produzione che in sostanza mettono in campo, all'allevamento, alla cultura, adottano un sistema di irrigazione
dalla nebulizzazione all'impianto a goccia, eccetera. È un punto di riferimento a livello mondiale. Israele è la più avanzata su questo campo. Israele sì. Tant'è vero, ad esempio, che con Angelo siamo stati a gennaio in una missione proprio in Israele, e Israele punta a diventare il primo produttore al mondo di datteri. Ecco, allora sentiamo Angelo Facchin, perché lei Presidente, diciamo così, di mestiere fa qualcos'altro oltre che il Presidente. Vede Angelo Facchin all'occhio dell'agricoltore e di conseguenza, anzi del viticoltore, quindi quel tipo di, chiamiamola, di quel risparmio energetico potrebbe essere applicato anche da noi? Ma si sta già applicando. Se vogliamo pensare a un futuro che non sia sempre e continuamente di emergenza, come stiamo vivendo in questi giorni, perché l'emergenza idrica ormai è da diversi anni che ce la portiamo avanti. Dobbiamo pensare, dobbiamo iniziare a lavorare in questo senso, dobbiamo ridurre gli sprechi di acqua, questo è pacifico, soprattutto Giuseppe è in consorzio e quindi penso che uno degli obiettivi principali di questo Consiglio sia quello di ripensare il sistema irriguo veneto, perlomeno, di riconvertire gli impianti a scorrimento dove il consumo di acqua è le canalette classiche, dove il consumo di acqua è enorme, e a convertirle a impianti tecnologicamente più avanzati, come diceva il Presidente Pozza. Israele è stato il primo paese, proprio per una condizione proprio di sopravvivenza, a pensare all'irrigazione a goccia. Oggi l'irrigazione a goccia è una cosa che ormai abbiamo tutti, anche nel giardino di casa, no? E quindi pensare a guardare avanti in questo senso è importantissimo, come pensare a sfruttare secondo me le nuove opportunità che ci dà la tecnologia, quindi una di queste è anche e soprattutto recuperare acqua nei cicli produttivi, perché molte volte lo spreco di acqua nelle varie fasi produttive, non solo in agricoltura ma in generale, è importante, quindi recuperare quell'acqua non a fini potabili ma a fini irrigui può diventare particolarmente prezioso. Come soprattutto deve essere riconsiderato tutto il problema della gestione dell'acqua, perché noi andiamo in emergenza se siamo in siccità, come andiamo in emergenza quando abbiamo troppa acqua, e quindi se non riusciamo a trattenere l'acqua quando è in esubero e far sì di poterla tenere in bacini, in vasche di laminazione o comunque anche in piccoli stoccaggi a livello aziendale, questo ci creerà diversi problemi per il futuro, perché abbiamo capito ormai che il clima non è che sta cambiando, ma è già cambiato, lo stiamo vivendo giorno per giorno. Quello che sta succedendo in questo periodo con temporali improvvisi che fanno devastazioni e magari non portano neanche acqua è un segnale veramente importante del cambiamento climatico che è già in atto. Giuseppe Facchin, lei all'interno del Consorzio Piave, voi da tempo state attivando un ammodernamento dell'intero sistema, addirittura con aree a pressione, con distribuzione rivista e corretta, però siete come consorzio, ma del resto come tutti gli altri, presi tra l'incudine e il martello, cioè tra troppa acqua da gestire per evitare che ad esempio finisca tra le case di Castelfranco, giusto per fare un esempio, e poca acqua per evitare che, cioè poca acqua per cercare di combattere invece proprio la siccità, che significa non portare acqua ad esempio in alcune zone del Monte Bellunese con il mais che avvizzisce. E allora come muoversi? Come muoversi? In realtà la storia dei consorzi di bonifica, in particolar modo di quelli del Consorzio Bonifica Piave, è vecchia di parecchie centinaia di anni. Non siamo noi che abbiamo scoperto che per portare l'acqua dove serve bisogna fare degli investimenti strutturali, e tanto più per mettere in sicurezza il territorio urbanizzato e quindi la sicurezza idraulica dei nostri centri abitati è altrettanto importante. Non è arrivato oggi il Consorzio Bonifica. Il Consorzio Bonifica è una storia di tanti anni, fin dalle prime derivazioni del fiume Piave, che serve per la in qualche modo sopravvivenza anche della città di Treviso, non solo per l'irrigazione dei campi. Abbiamo molteplici sfaccettature dei ruoli e mi permetto di osservare che pur sotto traccia la nostra
del Consorzio Piave, che è il consorzio più grande del Veneto, è una realtà. Vediamo nelle immagini questa. Certo, questa è una delle nostre derivazioni. È quella di Nervesa della Battaglia. Nervesa è uno dei più grossi presidi del territorio che noi abbiamo modo di avere a disposizione, ma non è solo una questione agricola. Io ci tengo spesso a specificare che il grosso del focus è sì nell'irrigazione. L'ultimo impianto, addirittura fatto nella zona di Strana Paese, che parte da Trevignano, è un impianto per caduta che porta l'acqua a 4-5 bar sufficiente per l'irrigazione in pressione. Ecco, spieghiamolo a caso cos'è 4-5 bar, perché uno pensa sono che 4-5 atmosfere di pressione, sfruttando il dislivello del punto di partenza. E quindi si riesce a sparare bene l'acqua. Si riesce a sparare bene l'acqua senza il bisogno di metterla in pressione con delle pompe, o i trattori con pompe o quant'altro. Quindi è stato un capolavoro di ingegneria messo a disposizione di un ampio territorio, un finanziamento nazionale tramite fondi comunitari ben spesi, secondo me, che stanno dando i loro risultati, e recentemente terminato, ma ne abbiamo di vecchi fin dal 1970, abbiamo impianti funzionanti tutt'oggi che portano l'acqua in territori che difficilmente stenterebbero. Ma l'acqua non è un bene infinito. Lo predichiamo da anni, lo sanno tutti, non è una novità che ci raccontiamo oggi, e bisogna saper, come diceva prima il collega Angelo, essere morigerati quando ce n'è e sapere tenerlo quando non ce n'è. Allo stesso momento anche saper farlo andare via quando ce n'è troppo, perché appunto i cambiamenti climatici ci portano a avere delle bombe d'acqua in territori specifici che non sono abituati a poter drenare così grandi volumi, quindi non è raro vedere che le nostre abitazioni vanno sott'acqua. Nulla da preoccuparci, ci dovremo abituare, perché quando piovono 100 mm d'acqua in un'ora, 100 mm sono un numero esagerato, adesso non sto qui a spiegare, ma tanta acqua, non c'è sistema gestionale che possa tenere, quindi andremo sicuramente in difficoltà, chi più, chi meno, a seconda della lungimiranza, e non c'è sindaco o presidente del consorzio bonifica che possa essere in grado di prevedere questi eventi. Questi vengono, passano e lasciano il loro segno. Però l'idea di creare dei bacini di laminazione, mi viene in mente in alcune zone del Vicentino, il bacino di laminazione che è già presente a nord di Castelfranco, che mi pare abbia saldato un paio di volte, sempre dal Consorzio Piave. Ce ne sono alcuni già esistenti, ce ne sono alcuni in progettazione, ci sono alcune opere di scarico da un fiume all'altro, qualcuno che ha dei tempi di arrivo più veloci di altri e che potrebbe drenarli sempre per quella zona di cui si riferiva lei a Castelfranco. Ci sono dei progetti importanti già in corso. A proposito di progetti, a che punto siete con le cave? So che il Presidente spinge per riuscire a creare un punto di collegamento tra cave e corsi d'acqua che potrebbero essere dei bacini di laminazione. Ce ne sono più di una in corso. Sì, ma siamo rimasti ai progetti? Siamo in avanzato stato di progettazione. Questa è una bella notizia. Su più di un bacino. Ci sono dei lavori praticamente esecutivi non ancora eseguiti, perché, viva Dio... È giusto, no? Facciamolo vedere. Però sono soldi ben spesi, perché tutti i soldi che noi spendiamo... Ma secondo lei? Secondo me sì. Ma secondo tutti, perché sono io che poi vado a fare le riprese con la gente con il fango fino alle orecchie. Certo. Che poi sono soldi che la collettività in qualche maniera cerca di ridare, perché questa gente è in ginocchio. Vengo da Gemona, dove in tutt'altra situazione, quando tu arrivi nelle zone terremotate vedi un disastro, non puoi non aiutare le persone. Stessa cosa quando le trovi col fango in casa, con i mobili, i vestiti, quant'altro da buttare via. Quindi sono soldi della collettività che invece di essere investiti nell'emergenza vengono investiti in prevenzione. Oggi comunque... Dovrebbe aver investito su quello? Sì, lo ha fatto in maniera, secondo noi, non proprio sufficiente, però non si può dire che non sia stato fatto. Con tutte le cave che abbiamo qua avremo risolto tanti problemi e aiutato tanti agricoltori. Però adesso voglio andare in Europa, perché a riguardo di questo bisogna anche però avere parsimonia nel consumo dell'acqua. Qui ci vuole una legge nazionale che obblighi nelle nuove costruzioni il riciclo dell'acqua, delle lavatrici, dell'acqua, in modo da non buttare via acqua potabile. All'estero com'è lì? In certi paesi ci sono, come la Spagna ad esempio. La Spagna, anche la Spagna nelle città
che soffre più di noi, è obbligatorio che tutta l'acqua venga recuperata, l'acqua piovana. Quindi stanno andando, fanno scuola su questo. Qualcosa che credo si sta muovendo anche qui in Italia a livello legislativo, eccetera. Però bisognerebbe intervenire urgentemente, perché sprecare per... Quindi le acque grigie, non le acque nere? No, le acque grigie. Le acque grigie. Recuperarle, perché insomma buttare via 20 litri o 10 litri di acqua buona da bere per lo sciacquone, insomma al giorno d'oggi... Bisogna fare un ragionamento. Recuperare l'acqua delle grondaie per bagnare il giardino può andare bene, o per quindi l'antincendio. proprio una cosa casa per casa. Casa per vasche, casa per casa. Certo che ci viene in mente, tutto sommato noi potremmo anche recuperare le vecchie vasche IMOF che avevamo dentro le case. Andiamo all'Europa, no? Da giovane che ha frequentato l'Europa, un problema è quello della gestione con occhi diversi, no? Dicevamo prima con il direttore il minimo deflusso. Allora l'Europa ci dice che bisogna garantire il minimo deflusso. Certo, se uno ha il Reno magari non ha problemi, ma se uno ha il Piave cosa succede? E lì in Europa, lei che c'è stata, come si ragiona? Allora, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori riunisce giovani agricoltori provenienti da vari stati europei, e la cosa molto bella è la condivisione delle buone pratiche agronomiche che vengono attuate nei vari paesi. Quindi chiaramente i paesi vengono suddivisi per aree mediterranee, nello specifico Spagna, Italia, Grecia, Portogallo hanno tendenzialmente problematiche comuni, per esempio quello della grande crisi idrica. I paesi nordici invece, penso per esempio a Norvegia, Svezia, Finlandia, hanno problematiche diverse legate magari a una riduzione della luce piuttosto che temperature molto fredde. Quindi tendenzialmente si lavora per gruppi, ma le buone pratiche che vengono messe in pratica nei vari paesi vengono condivise. Si lavora per documenti di posizione, nello specifico abbiamo lavorato su un documento per quanto riguarda la gestione dell'acqua. La gestione dell'acqua non solo in caso di assenza, come abbiamo detto che stiamo vivendo in questo momento, ma anche di gestione in caso di eccessiva acqua. Per esempio la Spagna e l'Italia sono abbastanza all'avanguardia nella gestione per esempio dell'agricoltura rigenerativa, che attraverso pratiche agronomiche molto anche in qualche modo semplici ed efficaci aiutano a trattenere il più possibile l'acqua nel suolo, creando una sorta di spugna nel tappeto erboso che in qualche modo, oltre a trattenere, quindi ad evitare fenomeni di lisciviazione e di ruscellamento che può provocare danni molto elevati sia nei vigneti che nelle colture comunque leggermente in collina, sono tutte pratiche che aiutano quindi a evitare fenomeni anche di erosione, ma allo stesso tempo di trattenere quest'acqua che è preziosissima. Sono operazioni anche potenzialmente che possiamo mettere in pratica semplicemente con consulenza agronomica, con un aiuto un attimino tecnico, ma che veramente possono fare la differenza. Io quello che volevo capire è: l'Europa capisce che siamo a più velocità oppure siamo tutti quanti uniformati? Assolutamente. Allora come mai ci impone un minimo deflusso che se non riusciamo a mantenerlo poi ci mette in infrazione, e quel minimo deflusso ci mette completamente in crisi in alcuni? Perché io sa cos'è, è che sento il suo Presidente ogni 3 giorni per capire, no? E ogni 3 giorni sono più le imprecazioni che non le parole, perché dice bisogna che butto fuori l'acqua e non ne ho. Certo. Per buttare fuori l'acqua, per il minimo deflusso, devo chiudere le derivazioni di alcuni agricoltori, con il risultato che sparisce il mais. E soprattutto c'è anche un tema legato alla perdita, alla quantità di perdita. L'Europa se ne rende conto, e si rende conto soprattutto che è necessario andare ad investire su nuove infrastrutture, aiutare i vari paesi ad essere più efficienti dal punto di vista delle infrastrutture, perché se noi perdiamo più del 40% di acqua dal momento in cui dalla diga arriva all'agricoltore finale, capiamo che... ripetiamolo, perché poi 40% d'acqua che viene persa. Più del 40% di acqua potabile viene persa dal momento in cui noi apriamo la diga e la facciamo arrivare l'acqua all'agricoltore che deve irrigare i suoi campi. Mi sembra, è una perdita enorme che possiamo ridurre, ovviamente, andare efficientando le infrastrutture. Chiaramente però è un'operazione che deve essere fatta a lungo termine, non possiamo pensare che in un anno andiamo ad efficientare e fare questi tipi di investimenti. È giusto. Dobbiamo pianificarli. Esatto, cioè bisogna guardare non alla prossima votazione ma alla prossima generazione, diceva qualcuno. Allora,
Fabrizio Stelluto, so che tu sei, come dire, tra i giornalisti quello più, come dire, hai maggiore esperienza in termini di acqua, quindi porta il tuo contributo anche a livello nazionale, non solo, diciamo così, con Sazi di Bonifica. Ecco, sì, lo porto il mio contributo sperando di non essere polemico, però siamo andati un po' fuori dal seminato. Attenzione, l'acqua potabile non è l'acqua agricola, sono due cose diverse. In Italia il 60% degli acquedotti potabili gli acquedotti potabili perdono il 60% di quanto trasportano. E attenzione, questo è un problema di efficienza, non è un problema ambientale, non possiamo mettere insieme le due cose, perché paradossalmente l'acqua che esce dall'acquedotto va nel terreno, va ad arricchire le falde, quindi non è un problema ambientale, paghiamo un servizio che è fatto male e quindi bisogna migliorarlo, ma sono due problemi diversi. Questo perché altrimenti alimentiamo confusione. E poi mi permetto di dire simpaticamente a Mario Pozza che non è vero che Israele è il primo paese al mondo per quanto riguarda le tecniche irrigue. Diciamo che siamo alla pari. Loro vengono in Italia a imparare quanto noi andiamo in Israele a imparare. La differenza è che loro sono stati bravissimi a trasformare un deserto in giardino, ma se lo possono anche permettere perché appunto è un deserto e quindi desalinizzano l'acqua, tanto loro non hanno il problema di dove allocare la cosiddetta salamoia, la mettono nel deserto. Noi abbiamo un problema diverso perché il nostro territorio è diverso. Noi partiamo da un piccolo paradiso, che è il nostro ambiente, che dobbiamo mantenere. Quindi se noi paradossalmente trasformassimo tutti gli impianti irrigui a goccia, ci faremmo del male, perché noi abbiamo bisogno che una parte di quell'acqua scorra sul territorio per mantenerlo vivo, come è attualmente. Proprio ieri leggevo un articolo in cui si diceva attenzione, l'irrigazione a scorrimento va efficientata ma va mantenuta proprio per quei caratteri che vi ho detto adesso. Altra cosa, il delta. Cosa sta succedendo nel delta? Se vi ricordate l'avevamo anticipato Lucio proprio una settimana fa aprendo la puntata. Tutto quello che ha detto Silvio Parizzi, il direttore di Ambiveneto, ma c'è un elemento in più, quello che ha sorpreso tutti è la velocità con cui l'acqua del Po è scesa. In una settimana si è passati da 900 metri cubi a 300, cioè in 7 giorni si sono persi 2/3 della portata. E questa è una cosa che non era prevedibile. Tutti si prevedeva un'estate complessa dal punto di vista idrico, perché soprattutto non c'è neve in montagna, ma nessuno aveva previsto questa velocità. Forse una teoria è che dipende da quella che potremmo definire la pentola che bolle, vale a dire il terreno che è più caldo del solito, non solo fa avere caldo a noi e quindi più necessità di liquidi a tutti gli esseri viventi, all'uomo e alle piante, ma aumenta l'evapotraspirazione, quindi le acque evaporano con più velocità. Questa potrebbe essere una concausa di quanto sta succedendo nel delta del Po, tenendo presente che sono tutti i fiumi dell'Italia settentrionale in profonda crisi. Nel Veneto, ma ricordo che l'Arno è alla metà della portata, altrettanto la Dora Baltea, il Tanaro in Piemonte ha perso il 90% della portata. È una emergenza che sta interessando tutta l'area settentrionale. A proposito dell'effetto caldo, 2 giorni fa a Roma, proprio Ambi ha tenuto insieme a Radar Meteo e Ipermeteo una conferenza stampa, dalla quale io ho imparato, o forse mi ero dimenticato, che dal protocollo di Kyoto, che è stato comunque largamente disatteso, e quindi dal calcolo delle emissioni in atmosfera che sono la causa della crisi climatica, sono escluse le spese belliche e quelle contro il terrorismo. Ora, visto quello che succede nel mondo, secondo voi, ma di che cosa stiamo parlando? E perché ci stiamo meravigliando tanto di quello che sta succedendo in Italia come in altre parti del pianeta? E a proposito del pianeta, credo che una cosa che differenzia l'Italia da altri paesi nel mondo è che nel resto del mondo si fanno un po' meno problemi a costruire dighe e sbarramenti, senza arrivare all'eccesso della Cina dove tranquillamente fanno scomparire delle aree abitate. Credo però che forse bisognerebbe cominciare a cercare di superare la sindrome del Vajont, perché abbiamo bisogno proprio di invasi per poter trattenere le acque. E a proposito di invasi, ricordiamoci anche che gli invasi del Veneto sono in gran parte destinati all'idroelettrico, e questo apre un'altra questione, che è quello del rapporto agricoltura-produzione idroelettrica, perché i tempi non collimano. L'agricoltura ha bisogno dell'acqua ora e probabilmente fino a fine luglio quantomeno.
Le società che invece gestiscono l'energia elettrica tendono a trattenere l'acqua a monte, perché per loro è la benzina degli impianti, e quindi la tengono per quando? Per quando hanno la maggiore richiesta, e quindi nei periodi più caldi, quindi tendono a rilasciare meno acqua possibile a valle per l'agricoltura, potendola tenere nei propri serbatoi per quando ci sarà la maggiore richiesta, quando già oggi, diciamo, abbiamo tutti ormai acceso il condizionatore, ma magari andando verso agosto ne avremo ancora più bisogno. Concludo con 2 dati che servono proprio a completare tutto quello che ho cercato di dire in poco tempo. Tenete presente che i dati dicono che entro il 2040, ormai non parliamo più del 2100, di chissà, entro il 2040, cioè tra 14 anni, la nostra, a stante le attuali condizioni, l'Italia perderà dal 3 al 5% del prodotto interno lordo. Se la temperatura aumenterà di 2 gradi, un aumento medio di 2 gradi, noi perderemo il 15% del turismo internazionale, l'8% del turismo nazionale, e per quanto riguarda la nostra regione, se la temperatura dovesse raggiungere i 4 gradi, noi perdiamo l'80% delle stazioni invernali. Questo è un tema che sembra ancora non all'ordine del giorno, ma visto quello che sta succedendo, sarebbe utile porselo. Invece, se arriviamo a un aumento di 3 gradi, tenete presente che siamo ormai a 1,5, viaggiamo verso i 2, avremo il 20% in meno delle rese agricole, il 10% in meno di produzione ittica, perderanno valore i terreni e ci saranno danni soprattutto alle produzioni pregiate. Le spese energetiche aumenteranno circa del 10% per tutti noi e, dulcis in fundo, si fa per dire, la mortalità raddoppierà. Caspita, ma Presidente, di Israele noi dovremmo lavorare meglio sul brand della nostra capacità di risparmiare acqua, perché in tutti i convegni Israele un punto di riferimento non lo è certo d'Italia, almeno in pari grado. E poi per quanto riguarda, come dicevo, il consumo, no? Il 40% intendevo proprio quella dell'acquedotto, non quella dell'irrigazione, ci mancherebbe. Però l'idea di poter... E in Israele la produzione, come dicevo, va in base, cioè l'irrigamento va in base alla produzione. Come qua, nessuno dice buttare via tutto quello che c'è e andare tutto sulla goccia o su altro, ci mancherebbe. Però efficientare per mettere a posto le cose. Però certo che con questi dati, Angelo Fachin, c'è veramente da mettersi le mani sui capelli, perché perdita di produzione, perdita di turismo, stiamo parlando della nostra regione. No, assolutamente, diciamo che come abbiamo detto prima... sono dati che voi da Coldiretti si notano, voglio dire, ad esempio la perdita della produzione... Sono dati che sono sotto gli occhi di tutti, le previsioni che abbiamo dell'aumento della temperatura sono l'effetto del cambiamento climatico, lo sappiamo. Il problema è un altro, se vogliamo parlare un po' più su vasta scala, è che noi stiamo facendo sacrifici enormi come Europa, come economia europea, con il Green Deal, e dove se guardiamo la quantità di emissioni che fa l'Europa a livello mondiale siamo al 6%, cioè stiamo creando sacrifici a tutte le aziende, a tutte le nazioni europee, quando in realtà le emissioni in atmosfera importanti le fanno gli altri paesi, le fa gli Stati Uniti, le fa la Cina, che sono poi gli stessi che approfittano di questa situazione per portare qua i loro prodotti, per comunque far soffrire la nostra economia. Quindi il ragionamento è molto complesso, perché noi possiamo lavorare bene, ma se non lavoriamo tutti insieme bene non serve a niente. Io spesso faccio l'esempio di spegnere la lampadina di casa, no? Se la spengo solo io risparmio niente, però se in ogni casa ognuno spegne una luce, in tutta Italia, in tutto il mondo abbiamo un grandissimo risparmio. Allora o ci mettiamo in quest'ottica e quindi invece di parlare sempre esclusivamente di guerre, di soprusi e di quant'altro, parliamo anche di futuro, guardiamo i giovani, diciamo che dobbiamo avere la responsabilità di lasciare un mondo buono ai nostri giovani, perché se andiamo avanti così, con queste previsioni, al di là della mortalità, che speriamo non sia così, sicuramente stiamo soffrendo, e se non ci sono delle iniziative importanti a livello mondiale, non solo europeo, non risolviamo il problema. Ecco. Coldiretti ha il suo osservatorio, che naturalmente è in linea con questi dati. È ovvio che con tutte le emergenze
volte le aziende si devono anche cercare di tutelare per far fronte a queste cose. Ci sono emergenze dove l'azienda fa fatica a tutelarsi dal punto di vista di impiantistica o quant'altro, parlo per esempio della grandine, perché abbiamo visto quest'anno le grandinate. L'altro effetto del cambiamento climatico, È un altro effetto del cambiamento climatico, poi effetti grandinati abbiamo visto nei social un po' tutti quanti, grandinate che sembrano nevicate quasi, no? Fuori stagione, e questo è già un problema, e lì facciamo fronte a queste problematiche con le assicurazioni per salvaguardare il reddito, però è ovvio che ci sono per esempio coltivazioni di frutta. Qui da noi non la assicura più nessuna compagnia perché è un rischio troppo elevato e quindi abbiamo aziende che vanno in sofferenza. Abbiamo anche possibilità di lavorare sulla tecnologia, come abbiamo detto prima, per cercare di far fronte a questa complessità di cambiamento climatico che abbiamo. Prima diceva bene Silvio che abbiamo le produzioni pregiate che sono a rischio. È ovvio che le coltivazioni più pregiate sono, più sono a rischio, e questo è un altro problema. Quindi dovremmo anche pensare di salvaguardare il reddito che dà all'agricoltore, la cultura che dà più reddito, perché se dovremo fare delle scelte bisognerà pensare anche in quest'ottica. Penso che le problematiche sul tappeto sono tante, però alla fine noi ci scontriamo sempre su un problema che era quello che diceva prima Giuseppe, che è quello della possibilità di avere dei fondi per fare questi investimenti. Io ogni tanto che giro per il territorio nostro vedo, ho visto rotonde dove non servivano, ho visto costruire scuole per i bambini che non ci sono, e penso che molti soldi del PNRR potevano essere investiti su altre strutture, però queste sono scelte. Non dico che non ci siano bambini, però abbiamo troppi asili nel territorio e abbiamo pochi bambini, perché questa è la realtà delle cose. Quindi andare a ottimizzare le risorse e cercare di investirle dove abbiamo più bisogno penso sia importante. Io so che noi abbiamo una cultura, ad esempio soprattutto nelle colline UNESCO, che era quella dei microinvasi, no? Famose buse una volta. Giuseppe Facchin, il Consorzio Piave, so che stava cercando di lavorare anche a quel livello, ma ci abbiamo già rinunciato per cercare di salvare un po' d'acqua? No, in realtà non è che ci sia rinunciato, però la realtà è quella di cui stiamo parlando da mezz'ora a questa parte, cioè servono opere, infrastrutture tali per cui l'effetto sia significativo, perché le micro azioni che possono essere funzionali a qualcuno piuttosto che a qualcun altro non risolvono i problemi di un territorio. Qui bisogna rendersi conto che l'acqua ce n'è poca o ce n'è troppa. Cioè un periodo in cui si viaggia in equilibrio si trova per poco tempo durante l'anno, quindi in alcuni periodi c'è l'esigenza di smaltirla, in altri c'è l'esigenza di immagazzinarla. L'attività che dovremmo fare come cittadini, non solo come consorzi, è quello di mettersi a sistema per poter far funzionare questo meccanismo. Che tradotto cosa vuol dire? Io cittadino cosa devo fare? Cosa vuol dire? Tradotto vuol dire che in alcune zone del metaponto o in altre fanno agricoltura con quasi zero acqua e quella poca che c'è è anche salata. Quindi se per tempo si parte e si dice dobbiamo fare la polenta con la farina che abbiamo, pian piano ci si arriva. Bisogna avere visione. Bisogna avere visione, e non è una cosa che si fa dal lunedì per il martedì o in dialetto da Nadal a Santo Stefano, come si suol dire. È una questione che va pianificata, va programmata, progettata, ma soprattutto sostenuta. Dobbiamo avere il coraggio di capire che se vogliamo stare a sto mondo serve l'acqua, ma non solo per l'agricoltura, che da quando esiste il mondo è quella che produce il cibo per chi vive nel territorio, ma per tutto il resto, perché ci sono città che senza acqua sarebbero degli scheletri praticamente inesistenti, e ci sono situazioni, dall'idroelettrico a tutte quelle che citavamo prima, che non esisterebbero senza una programmazione. L'acqua dei nostri laghi, oggi giustamente diceva il Presidente Parizzi, i nostri laghi sono carichi, oggi sono carichi, la settimana scorsa erano carichi, ma tra 15 giorni, tra 2 mesi, come sarà? Noi sappiamo che dobbiamo andare almeno a fine luglio
e mi pare che fino alla prima settimana di luglio qui nel nostro territorio non si prevedano, poi non si sa mai perché... Però una cosa è certa, ormai dobbiamo prendere atto che le temperature cambieranno e quindi non è Ma che... non solo, dobbiamo condividere giustamente con il turismo, con l'ambiente, con il deflusso ecologico e con l'uso agricolo e igienico-sanitario la risorsa idrica che abbiamo a disposizione. Non ce n'è uno tecnicamente prioritario sull'altro, anche se delle priorità in realtà ci sono, ma dobbiamo far stare in equilibrio un sistema che è sempre più in difficoltà. La sicurezza alimentare è sicuramente prioritaria, però in un momento storico in cui per esempio il turismo anche nel nostro territorio è uno degli aspetti più importanti, noi non possiamo come agricoltori dire utilizziamo noi l'acqua a disposizione, voi non potete riempire la piscina del vostro resort piuttosto che innaffiare i giardini dei vostri parchi che portano turismo, portano benessere al nostro territorio. Quindi è proprio un tema di equilibrio tra un sistema che deve lavorare insieme, in sinergia. Quindi se le cose vengono programmate correttamente tutti riusciamo a lavorare bene senza puntare il dito addosso, giustamente. Sì, no? Perché poi sul turismo io non vedo quei grandi rischi. No, appunto, Presidente, io volevo arrivare, perché lei è il Presidente della Camera di Commercio, quindi vede non solo l'agricoltura ma anche tutto il resto. Sì, no. Cioè, la prospettiva è veramente quella che siccome non ci sarà la neve, a Belluno smetteremo di andare a sciare? No, o faremo neve indubbiamente artificiale? già adesso sotto i 1500 metri impianti non se ne fanno e quindi questo è un problema. Sul turismo invernale certamente inciderà, ma dopo sul turismo che il nostro non è solo turismo invernale, abbiamo tanta bellezza, tanta cultura che tutti ci invidiano e che noi non mettiamo a frutto perché ne abbiamo tanta, ne abbiamo troppa e non riusciamo, abbiamo i musei pieni, i magazzini dei musei sono pieni di opere d'arte, ma solo per citare quello, ma le bellezze che abbiamo noi, insomma, la cultura nostra, su questo l'importante è fare belle programmazioni, che ci siano poi le linee, la viabilità, che funzioni, le linee aeree che arrivino, cioè è tutto un indotto sul turismo che va a influire sulla presenza o no, l'accoglienza, la professionalità. Abbiamo visto in questi anni, da quando la Croazia è entrata in Europa, che hanno l'euro, è calato il flusso di gente che va là, perché non è più competitivo, perché paghi di più e hai un servizio che non è come il nostro. E quindi, insomma, interessante che questo dato qua. No, questo con gli albergatori e non solo. Una volta si andava di là per mangiare il pesce. Per mangiare il pesce, se lo paghi più di qua lo paghi. E tra l'altro magari non è neanche pesce della zona, perché poi abbiamo scoperto che alcuni tipi di pesce arrivano direttamente, mi pare, dall'Oceano Indiano, addirittura abbiamo scoperto alcune fritture. Ecco, non faccio promozione, però sulle nostre spiagge c'è qualcuno che adesso riscalda la sabbia per allungare la stagione estiva. La stagione estiva. No, questo vuol dire avere una visione e investire nel futuro che non è di poco conto. Le terme di Bibbione fanno così, la spiaggia privata. Ragazzi miei, questo vuol dire avere capacità e guardare oltre. Allora dovremmo più guardare per allungare la stagione. Certo, ma quello per quanto riguarda la parte turistica. Sì, ma io poi torno sempre alla parte dell'agricoltura, perché noi dobbiamo vedere questo punto di vista. I nostri agriturismi, le nostre bellezze, ragazzi. Turismo però legato all'agricoltura. Ad esempio negli altri paesi, dov'è che ha visto un turismo legato all'agricoltura, anzi un'agricoltura legata al turismo che spinge veramente bene? Ad esempio in Cile sono stato in più aziende dove nel caso del vino, della vitivinicoltura, c'hai tecnologia italiana, tecnologia francese, e l'enologo italiano o l'enologo francese sul modello nostro, l'accoglienza, l'esperienzialità dell'azienda. Quindi dobbiamo guardarci il pericolo cileno? No, ma non solo, sono paesi che stanno crescendo, che stanno diventando dei competitors importanti, con grossi investimenti e che quindi possono essere sicuramente dei competitor, perché la lontananza al giorno d'oggi, a parte insomma ogni tanto che il prezzo del costo dei biglietti aerei aumenta, ma però gli sposti, insomma, congiurando le crisi, ti sposti in maniera molto rapida e conveniente. Ormai il mondo lo raggiungi velocemente ovunque. Sì, ormai la lontananza non è più un problema anche per il mondo dell'impresa, per il mondo dell'agricoltura, perché ormai ogni giorno c'è una difficoltà.
un giorno c'è la lontananza, un giorno c'è la burocrazia. Un giorno c'è lo stretto di Hormuz. Esatto, se non c'è la Hormuz c'è magari il canale di Suez. Un altro giorno è Trump che si sveglia male e avanti così. Però, noi dobbiamo andare in pubblicità, prego. No, volevo fare un passaggio sul turismo e l'agricoltura, perché sono due temi che sono strettamente legati uno con l'altro. Noi siamo stati come Coldiretti in missione nello Champagne, abbiamo visto quanto i francesi sono avanti in questo. I flussi turistici che visitano Parigi e in poche ore sono nella zona dello Champagne, poi ritornano magari a alloggiare a Parigi, fanno un turismo esperienziale che noi dobbiamo comunque considerare importante, soprattutto in un territorio particolare come è molto bello, come diceva il Presidente prima, che è il nostro, la provincia di Treviso, le colline, patrimonio dell'UNESCO. Poi siamo attaccati a Venezia, per cui se questi vanno a Parigi, noi andiamo a Venezia. Esatto, dobbiamo mandare i contingentati, perché non so se lo sapete, io ho scoperto che ci sono 4 Venezie in giro per il mondo. Me lo diceva. Sì. Ed è bene che sia così, perché se tutti quelli che vanno in giro nelle altre 3 Venezie dovessero venire nella Venezia originale, altro che va a fondo. Esatto. Però la trovi a Dubai, la trovi, no? Esatto, no? Sì, ma milioni di persone che vanno nelle coppie, pensa a te se dovessero venire tutti qua. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità. Io però volevo salutare e ringraziare il direttore di Ambi Veneto e volevo chiederle giusto 30 secondi. Voi lì come consorzi di bonifica come vi state attivando ad esempio per la gestione di un fotovoltaico legato alle zone di risulta, delle zone diciamo che non sono utilizzabili in altra maniera? So che ci sono delle esperienze, mi pare addirittura il consorzio Piave, dove ad esempio alcuni bacini stanno progettando di poterli coprire con del fotovoltaico proprio diciamo così galleggiante. Allora, io penso che non ci può essere un intervento unico o solo che può salvare quello che è la situazione. Come dico sempre, i cambiamenti climatici stanno andando più forte rispetto a quello che è la nostra velocità nella modernità, no? E quindi che è indispensabile invece fare il possibile per essere di pari passo. Non c'è un'unica soluzione, le soluzioni sono diverse e tutte spendibili. Si sta facendo tanta sperimentazione anche per quello che riguarda l'utilizzo del fotovoltaico, per quello che riguarda i consorzi di bonifica. Non ci dimentichiamo che i consorzi di bonifica, oggi i consorzi di bonifica del Veneto spendono, dato 2025, quindi vedremo come sarà quello attuale, 25 milioni di euro di spese di energia elettrica. Quindi provate a pensare quanto può essere utile effettivamente mettere anche in termini economici, se non dal punto di vista di risparmio della risorsa idrica, ma dal punto di vista economico sicuramente è importante. C'è qualche struttura che è già partita, non in Veneto, e ci sono invece diversi consorzi che sono già in contatto con delle aziende, stanno facendo progettualità per capire, soprattutto nelle zone di pianura, per poter vedere se è una soluzione applicabile e percorribile. Mi consenta di fare una battuta sul tema delle priorità dell'utilizzo dell'acqua. C'è una norma che è il testo unico ambientale, che è la 152 del 2006, che dà delle priorità nettissime, che appunto è primo uso umano, secondo agricolo e terzo industriale. Siccome in questo periodo anche alcune istituzioni pubbliche stanno facendo un po' di confusione, ci tengo a ribadirlo e ci tengo anche che saremo molto attenti anche nel difenderle queste situazioni, perché altrimenti si vanno a creare delle situazioni ancora peggiori rispetto a quelle che ci andiamo ad affrontare tutti i giorni. Quindi da questo punto di vista io ho le idee chiarissime e penso che anche la norma ce li abbia sulle priorità di utilizzo dell'acqua. Ecco, diciamo che cos'è il punto? È una sottile stilettata a quelli che pensano di utilizzare l'acqua per raffreddare i server che dovrebbero costruire nelle nostre zone? Non sono così dettagliato, è in generale una considerazione che mi andava di fare e che ho fatto anche in alcuni contesti pubblici proprio in cui c'era stata un po' di confusione di interpretazione. Però ribadisco, oggi il settore agricolo
e il discorso che faceva anche il nostro amico, insomma, Stelluto, sono giustissime. Oggi la risorsa agricola apporta benefici ambientali che spesso non sappiamo nemmeno noi descrivere in modo corretto, ma ci sono e sono visibili a tutti. Vi garantisco che se sul Bacchiglione avremo una carenza idrica importante, i canali che passano in mezzo a Padova ve ne accorgerete effettivamente di quello che sono. C'è uno studio della Regione che appunto quantifica in 692 milioni di euro il valore ambientale di quelle che sono le risorse che i consorzi, che l'attività agricola restituisce all'ambiente. O per non parlare poi dell'ambiente che voi oggi vedete, che noi oggi vediamo, che lo diamo per scontato, ma che è sicuramente legato. Si parlava prima del Piave, che ha avuto un importante scatto di fare irrigazione strutturata, perché se non mi ricordo male i dati parlano di 50.000 ettari. Sappiamo però che se tutto il Piave avesse un'irrigazione strutturata, probabilmente sotto il Piave ci sarebbe qualche difficoltà in più, perché oggi l'acqua che viene immessa nel terreno viene poi raccolta da quei consorzi che sono sotto, non per ultimo le acque risorgive, insomma il consorzio di Venezia. E il Sile anche. Comunque grazie direttore, adesso perché io devo andare in pubblicità. Io invece vi saluto perché ho un altro appuntamento. Direttore, una cosa telegrafica. Si parlava tempo addietro di sfruttare l'idrovia, quella cattedrale nel deserto, no? Come fonte d'acqua per la stagione. L'idrovia. La Padova Mestre è lì. Milano. Sì, se ne sta... È un progetto che sta andando avanti, sicuramente è un fatto importante, però prima qualcuno di voi ha fatto un gesto abbastanza eloquente, e si tratta sempre di risorse. Anche per quello che riguarda le strutture per poter trattenere l'acqua o difendersi dall'acqua, e vi assicuro che quelle casse di eliminazione che sono state fatte sopra Vicenza sono state un toccasana in questi anni in termini di difesa del suolo. Ce ne sono parecchi che sono stati inseriti nella piattaforma PISI, che è la piattaforma in cui noi mettiamo i nostri progetti dicendo ci serve assolutamente fare questa cosa, questo è il progetto, quando arrivano i soldi noi la realizziamo. Oggi abbiamo presentato a gennaio 44 progetti per 555 milioni di euro, sono tutte opere che vanno nella direzione di inseguire il cambiamento climatico e di garantire il minor disagio possibile su quei dati che ha dato Stelluto poco fa. Grazie direttore, adesso dobbiamo assolutamente andare in pubblicità. Le avevo chiesto di così un accenno sul fotovoltaico, perché il secondo argomento, magari se Mattia Pizzaia, che è la regia adesso, ci fa vedere il nostro collega collegato da Bassano, vedo che invece per il momento c'è un attimo non è ancora collegabile, allora andiamo in pubblicità, poi ripartiamo parlando di fotovoltaico e agrivoltaico. Eccoci qua, tornati in studio per questa puntata di Agricoltura di Sera. Abbiamo parlato nella prima parte di acqua, adesso nella pausa stavamo facendo tutto un vero e proprio dibattito legato invece all'altro tema, che è quello del fotovoltaico che abbiamo accennato con i consorzi di bonifica, e adesso lo approfondiremo. Allora intanto vi ripresento gli ospiti in studio, partendo da Martina Del Grande, giovani Confagricoltura a Treviso, poi abbiamo Giuseppe Facchin, consigliere CIA Treviso, poi abbiamo Mario Pozza, presidente di Camere di Commercio, Agricoltura e Artigianato di Treviso e Belluno, così abbiamo, e assessore, e presidenti di Asso Camera Estero, ho visto Ass, mi è venuto in mente assessore, ormai è un difetto, come dire, è un effetto condizionato. E poi abbiamo invece Angelo Facchin, vicepresidente con Diletti Treviso. In collegamento, visto che il mio collega Ferdinando Garavello,
mentre abbiamo l'altro collegamento fisso che è quello con il nostro Fabrizio Stelluto che come sempre come dire, ci controlla e sottolinea degli argomenti trovando sempre degli spunti molto interessanti come hai fatto prima con l'acqua. Devo dire che ne abbiamo parlato qua in studio durante la pausa. Prima di proseguire mi hanno detto dalla regia giustamente di far vedere anche l'oggetto misterioso. L'avete visto posato ma poco, questo è l'oggetto misterioso, ve lo faccio vedere, eccolo qua così. Vi dico che anche questo è un pezzo dell'800, è abbastanza semplice da capire forse per quelli che conoscono un po' la storia dell'agricoltura, per gli altri come sempre il nostro Bastian Contrario alla fine vi racconterà a che cosa serve, anzi a cosa serviva e perché sarebbe utile anche adesso. Ma torniamo al nostro argomento, quindi torniamo al fotovoltaico e all'agrivoltaico. Perché? Perché la settimana scorsa abbiamo parlato con dei territori che approvano questo agrivoltaico. Invece ci sono altri territori, in particolare adesso in provincia di Vicenza, nel Bassanese e a Rosà, dove invece questo progetto di agrivoltaico sta suscitando dei notevoli, come dire, sì, molte critiche, comitati e quant'altro. Allora, Ferdinando Garavello, ci vuoi raccontare un po' la storia che voi state seguendo proprio come redazione? Buonasera Lucio, buonasera anche ai nostri telespettatori. È una vicenda lunga e complessa che rischia di diventare altrettanto lunga e altrettanto complessa. In sostanza c'è un privato che vuole costruire su un suolo agricolo un impianto di un maxi, lo chiamiamo noi agrivoltaico, di 73 ettari. 73 ettari in una zona di campagna a ridosso di un centro abitato che è la frazione di Travettore o quartiere di Travettore di Rosà. Il problema qual è? Il problema è che quell'area da sempre è a disposizione dei cittadini, non solo degli abitanti, proprio di tutta la gente del Bassanese che ci fa passeggiate, ci va a camminare. Lì siamo nel cuore, nel vero cuore, proprio dal punto di vista anche geografico, del Parco delle Rogge. Si tratta di un parco rurale che è nato proprio per salvaguardare quell'area che già qualche decennio fa era finita nel mirino stavolta dei cavatori. Non se ne è fatto niente e quel terreno è tornato poi a essere agricolo, ma all'interno di quell'area ci sono dei sentieri, delle passeggiate, delle zone con alberi che la gente usa quotidianamente per andare a camminare lì. Per chi non sa cosa sono le rogge, qui in zona li chiamano le roste, sono dei corsi d'acqua che servono a portare l'acqua praticamente dappertutto, quindi tutta la campagna è servita da queste derivazioni a cielo aperto bellissime che fanno venire voglia delle volte di saltarci dentro, soprattutto in questi giorni estivi, perché sono veramente un sollievo dal punto di vista anche del suono che fanno, la musica delle rogge da queste parti è molto nota. Cosa succede? Succede che il privato fa la sua proposta, inoltre le carte come deve fare, il comune resta perplesso. Mentre il comune resta perplesso si muovono i cittadini non ne vogliono sentir parlare perché vogliono continuare a poter camminare, poter passeggiare, poter usufruire di quell'area, di quel parco delle Rogge. Si uniscono comitati, si uniscono associazioni, perché poi associazioni di categoria, le associazioni di cacciatori, tutti quelli che possono avere anche un minimo interesse ovviamente in senso positivo, hanno detto no. Sono state messe nero su bianco decine, forse centinaia di osservazioni, perché poi a un certo punto l'iter di un progetto immenso come questo prevede che arrivino le osservazioni dal territorio, e le osservazioni sono tutte basate su aspetti ambientali, aspetti storici, aspetti culturali che sono state poi raccolte dal comune e inoltrate alla valutazione di impatto ambientale della regione. Il privato ha chiesto di poter prolungare i tempi dell'iter, quindi di arrivare ai 6 mesi che sono previsti comunque dalla normativa per poter consegnare le controdeduzioni, che immaginiamo sarà un faldone altrettanto grande rispetto a quello delle opposizioni. In tutto questo si è mosso tutto un territorio che sta facendo sentire la propria voce anche in regione, perché un mese e mezzo fa i sindaci e gli amministratori di Rosà del territorio sono andati a Venezia, convocati dalle commissioni consiliari, per dire
no, e perché no? Sono stati ascoltati, c'erano anche gli assessori, c'era Bitonci, c'era Zecchinato, sono stati ascoltati, poi 1 mese e mezzo che non si è saputo più nulla. Da queste parti c'è una certa ansia, perché comunque il tempo passa e la gente, intesa come popolazione ma anche come amministrazioni, vorrebbe delle risposte. Questo è più o meno l'ambito in cui ci stiamo muovendo. Noi stiamo facendo molti servizi, molti approfondimenti su questo tema. Un punto in più, che è cosa di questi giorni: il Comune ha affidato un'area verde a ridosso di questo immenso spazio che dovrebbe diventare questo campo agrivoltaico che vedete in questo rendering, a un comitato di quartiere che sta tirando a lucido l'area verde che si vede in alto a destra in questa immagine, e per trasformarla in una sorta di punto di riferimento per il quartiere per tutto l'anno. Una casetta per le serate, una casetta per le feste, per la convivialità, uno spazio per i più piccoli con una pista ciclabile, un'area per gli adulti per fare un po' di sport quando si presenta l'occasione. Però tutti dicono: ma è inutile che lavoriamo adesso se domani mattina qua arriva un impianto agrivoltaico di 73 ettari, mi pare che sia un 50 megawatt di base. Quindi questa è la situazione, una situazione molto complicata in cui un territorio non vuole assolutamente il progetto, il privato va avanti e la politica in questo momento esatto, diciamo che nicchia, ecco. Io ho visto il rendering, più che agrivoltaico è un fotovoltaico a terra, quindi ancora peggio, nel senso che lì il terreno non può essere proprio materialmente più utilizzato, perché ho visto l'altezza ma veramente bassissima, 50 cm, proprio a occupazione totale del terreno. Non è che sotto ci possano fare delle coltivazioni. Allora Lucio, lì l'idea non è quella di fare delle coltivazioni dalle carte che abbiamo acquisito, l'idea è quella di fare una coltivazione di piante da fiori che possano essere amate, possiamo dire così, dalle api, quindi di avere un utilizzo in apicoltura di questo genere sotto ai pannelli. E insomma c'è qualcuno che ha storto il naso, perché ha detto: ma diventa davvero difficile pensare lì di poter coltivare fiori e piante che possano essere amate dagli insetti pronubi per fare poi del miele di quell'area. Quindi c'è anche questa parte della compensazione che non è proprio ben vista da parte della popolazione, ma anche degli esperti, ecco. Grazie a Ferdinando Caravello, grazie alla redazione di Bassano. Beh, questo è un ottimo spunto per cominciare a parlare, no? Chi è che vuole cominciare? Presidente Pozza. Io non sono contro il fotovoltaico, però ci lamentiamo in Veneto che abbiamo tante aree industriali e artigianali. Sfruttiamo i tetti di questi nostri capannoni. Non abbiamo un territorio da sperperare illimitato. L'Italia ha poco territorio, ha tantissime costruzioni, ci lamentiamo che ogni anno viene mangiato dalle costruzioni, no? E dall'urbanizzazione, e quindi quando piove l'acqua scivola subito via, eccetera. Questo purtroppo... Ma in giro per il mondo com'è? Perché dicono che ad esempio la Spagna, sotto il profilo delle rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, è tanto avanti più di noi, riesce ad alimentarsi oltre il 40% del fabbisogno nazionale, tra idroelettrico e eolico. Nel deserto puoi mettere quello che vuoi, lì ci sono praterie di deserto, si può dire, no? In Poi Spagna. Adesso che probabilmente il cambiamento climatico diventa ancora più deserto. Anche i paesi del Golfo adesso anche loro lo faranno nel deserto, eccetera. Ne ho visti in tanti paesi, ma dove non c'è niente, dove tu non hai a fianco le ville palladiane, non hai le rogge che ti vengono sotto i pannelli. Cioè, io ho visto degli impianti di agrivoltaico, come li vogliono chiamare, ne ho visto uno in Sardegna. Ma agrivoltaico o fotovoltaico a terra? Sì, perché c'è da spiegare. Ma no? secondo me è qui una mascheratura, perché parlare di mettere le api, col calore che questi pannelli attraggono, non so, le api le fanno secche probabilmente. Ma poi sentiamo gli agricoltori direttamente. Non lo so. Però la sua esperienza in giro per il mondo, perché... Cioè, dove non c'è un patrimonio culturale, ambientale, li ho visti. Dove c'è un patrimonio ambientale non li ho visti. Cioè, noi qui sento parlare di grandi impianti anche a ridosso delle nostre spiagge. Certo che dopo i turisti non verranno più. Se mi fai dopo arriviamo anche a Raclea. Sì. Ma in Sardegna, ad esempio, che lei è stato in Sardegna, lì ad esempio ci sono territori, io ricordo zone tipo Perda de Fogo, dove, voglio dire, lì... Sì, lì è lontano dal mare, dove li ho visti, però ragazzi miei, io non ho visto agricoltura sotto. C'è stato un tentativo di
Era proprio agrivoltaico, cioè con oltre 2 metri. Oltre 2 metri. Ecco, perché tutto appunto... recintato, l'hanno fatto in pochi mesi addirittura, hanno detto una cosa che ha sconvolto il paese, dall'efficienza nel costruirlo, sono i grossi imprenditori bresciani che hanno investito là. Però dal punto di vista dell'agricoltura non c'è stato. Questo è quello che stiamo vedendo, questo è proprio fotovoltaico a terra e quindi in questo caso qui, eccolo qua, questo qui sotto... Si parla di farne anche uno a Motta di Livenza a ridosso della zona industriale, altri 35 ettari, con tutti i capannoni che ci sono là poi. Allora, vediamo il punto di vista... Dopo ci lamentiamo se nascono i comitati, ma è logico che nasce un comitato di difesa. Cioè abbiamo un territorio, dobbiamo difenderlo, ci lamentiamo per l'agricoltura perché è troppo intensiva, perché qua e perché là. Salviamo l'agricoltura? Salviamo. Mi va bene fare che mettano i pannelli nelle rotonde delle autostrade, come sta succedendo adesso, o all'uscita, ma non dove c'è insomma un'agricoltura. Poi tra l'altro la nostra agricoltura è un'agricoltura di pregio, un'agricoltura che, viva Dio, ha fatto del Made in Italy la storia. Allora, tra i due Fachin, chi vuole cominciare a parlare dal punto di vista agricolo, questa cosa dell'agrivoltaico, perché qui si parla fotovoltaico a terra, vuol dire che tu lì non coltivi più nulla altro che facelia, api. Poi tra l'altro cosa mi stavate raccontando? Che c'è il percolato di silicio? Sì, stiamo assistendo nel territorio, anche nel nostro territorio purtroppo, alla realizzazione di questi impianti che dovrebbero consentire la coltivazione del terreno e quindi vanno a girare la norma la quale non si può fare il fotovoltaico a terra se non in particolari aree che non sono di pregio dal punto di vista agricolo. Quindi c'è una norma che dice... Sì, c'è la norma regionale che vieta l'utilizzo di terreno di impianti fotovoltaici a terra se non in particolari aree che non sono di pregio, quindi aree industriali o attinenti a aree industriali. Un esempio lo abbiamo all'uscita della tangenziale dell'autostrada A27, prima di imboccare la tangenziale di Mestre, lì a Mogliano, che c'è quell'area di fotovoltaico a terra perché era un reliquato stradale e quindi un'area che era poco coltivata. Lì diciamo, lì sono riusciti ad averlo, però adesso con l'agrofotovoltaico si stanno proprio realizzando centinaia di ettari dove in teoria uno potrebbe coltivare sotto i pannelli che vengono costruiti, queste costruzioni anche elevate dal punto di vista statico, oltre i 2 metri di altezza, e in teoria sotto uno può coltivare qualsiasi tipo di coltura riesce a ottenere. Ma in teoria o in pratica? Perché noi settimana scorsa abbiamo sentito... in pratica non coltiverà nessuno. Appunto, quello che mi stavo chiedendo, poi arrivo anche a voi. In pratica questo lo vedremo, si parlava prima appunto che al di là del calore, al di là della difficoltà della coltivazione, al di là di possibili residui di silicio che possono cadere nel terreno, ci sono un sacco di controindicazioni, ma queste non importano agli investitori che fanno sì che molte volte dei fondi o delle aziende comunque non nostre vanno a acquisire i terreni anche in affitto per realizzare questi impianti. Ecco, Giuseppe Fachin, però noi abbiamo sentito il sindaco di Canda e c'è un'esperienza tra Canda e Loreo, quindi nella zona del Polesine, dove invece loro dicono che l'agrivoltaico, la Shell non sta portando avanti, adesso hanno proceduto allo sfalcio sotto questi impianti che sono alti oltre 2 metri con i pannelli orientabili e loro garantiscono che sotto si potrebbe addirittura coltivare meglio perché c'è una mitigazione dell'impatto, diciamo così, del cambiamento climatico, cioè questo sole che tende a, come dire, ad inaridire completamente i terreni, invece con questi pannelli si crea una specie d'ombra e di conseguenza si permette la coltivazione. Giusto o sbagliato? Difficile da dire, giusto o sbagliato. Io penso che per prenderci in giro potremmo trovare tanti argomenti, quindi è una questione quanto mai controversa. Come C, ad esempio, voi? So che avete un'attenzione importante. Noi abbiamo un'attenzione importante e assolutamente non siamo contrari alle energie rinnovabili. Ben vengano in aree marginali, come diceva il collega Angelo, in aree dove non ci sono particolari sviluppi agricoli possibili o potenziali. Va bene, la zona dell'Odigino probabilmente non sarà la zona delle colline UNESCO, ma è comunque terreno fertile, agricolo e coltivabile. Cioè, che qualcuno venga a raccontarmi
che sotto un impianto, una struttura adibita per sostenere dei pannelli, che più o meno tutti quelli che ci ascoltano hanno idea di cosa stiamo parlando, ci passi una mietitrebbia, quantomeno sono portato a sorridere. Dopo possiamo... Ma spieghiamolo perché la mietitrebbia quando comincia a muovere fa polvere, quindi... Ma, insomma, se normalmente nei tetti di casa nostra puliamo i pannelli una volta all'anno perché ci raccontano che l'efficienza cala linearmente a seconda del pulviscolo che vi si deposita, dirmi che una fresa o una mietitrebbia non riduca fortemente l'efficienza, ma questo è una, come si dice, è solo una delle considerazioni. Una considerazione che metto in secondo piano. Quello che metto in primo piano è assolutamente il fatto che si voglia mascherare la realtà, aggirare una norma sotto forma di normativa o beneficio agricolo, così non è. Tu hai parlato correttamente di Shell o altri grossi investitori che di mestiere non fanno gli agricoltori, semmai ci pagano profumatamente per usare i nostri terreni e noi a volte accondiscendiamo, e anche a ragion veduta. Io non critico nessuno, ma dico che sì, fotovoltaico, agrivoltaico, pensiamoci bene e capiamo dove, ma sicuramente non in aperta campagna dove possiamo farci dell'altro, anche perché mi risulta che in Veneto in qualche maniera esistano anche delle leggi sul consumo del suolo. Se poi voi mi dite che installare un impianto fotovoltaico più o meno a terra non è consumo del suolo, allora io mi adeguo e rimango della mia. Martina. Io sono rimasta molto colpita da questo interessante fascicolo che è stato presentato per far comprendere l'importanza di questo territorio da un punto di vista anche di sensibilità, no? Di tutta la cittadinanza, l'importanza che un luogo agricolo socialmente ha. E io mi concentrerei su questo aspetto positivo, che quindi l'importanza dell'area agricola, del lavoro agricolo, della coltivazione agricola in un contesto culturale e sociale, cioè il ruolo dell'agricoltura come creazione di comunità, creazione di momenti anche di svago, di positività, la passeggiata. Ricordiamo che l'agricoltore ha un ruolo fondamentale che, oltre a quello di produrre cibo, è anche quello di mantenere il territorio in maniera adeguata e soprattutto limitare al minimo possibili eventi, diciamo, anche terribili che possono accadere, no? Quindi mantenendo in modo decoroso, gestendo il suolo, gestendo l'agricoltura, manteniamo un ambiente che è vivibile e decoroso e adeguato per la collettività. Quindi mi concentrerei su questo aspetto anche un po' sentimentale, ecco, di questa cittadinanza che si è mossa. Il problema però è che c'è un aspetto economico da considerare. Esatto. Gli agricoltori giustamente il loro terreno è la loro fonte primaria di diciamo, capacità economica e di reddito, e quindi giustamente in un momento storico dove magari alcune colture non hanno più questo diciamo, elemento elevato come un tempo, ecco, devono purtroppo piegarsi a fare delle scelte che non sono popolari. Ma allora, cercare... allora, dopo torniamo. Adesso volevo sentire anche Fabrizio, perché lui poi come dire, è abbastanza, come dire, è abbastanza col dente avvelenato sull'agrivoltaico e fotovoltaico, se non è gestito bene, perché l'energia pulita sì, però come si dice, con i pannelli solari non si mangia, magari al massimo ci si accende la lampadina. Vero Fabrizio? Sì. Esatto, è proprio così. A me piace sempre ricordare che l'agricoltura produce cibo e ogni tanto ce lo dimentichiamo. Credo che sulla questione più in generale sia però che manca una visione di sistema paese e soprattutto manca una visione di sistema nostro come cittadini, perché è oggettivo che noi abbiamo bisogno di avere maggiore energia pulita, per il semplice fatto che tutti noi sbadatamente aumentiamo personalmente il fabbisogno energetico che chiediamo, perché noi vorremmo sempre vivere meglio, avere sempre l'aria condizionata. Io uso sempre l'esempio della domotica. La domotica è una scienza straordinaria per le persone anziane e per le persone che hanno qualche disabilità,
Ma quando io che sto bene pretendo di avere il pulsante per alzare la tapparella di casa e non penso che quella è comunque energia, faccio un errore. E da qui potremmo andare avanti finché volete. Un altro esempio che secondo me è chiarissimo. Vi ricordate, le biciclette, una delle cose più ecologiche che ci sono. C'erano le dinamo per accendere il faro, oggi sono sparite le dinamo, oggi ci mettiamo la pila. Questo è consumo energetico. Allora, se noi vogliamo vivere in una società dove consumiamo sempre più energia, da qualche parte questa energia purtroppo la dobbiamo produrre, non certo in questa maniera, mi auguro, cioè andando a togliere terreno all'agricoltura, ma dovremmo fare una riflessione profonda su questo, perché è semplice pretendere senza rendersi conto dei costi che questo ha. E poi, prima di concludere, se mi permetti, volevo lanciare un invito provocatorio con tanti sorrisi naturalmente a Mario Pozza, che visto che gira il mondo spero si possa fare interprete dell'ingegneria idraulica italiana. Andiamo insieme a Budrio, a Bologna, dove c'è Acqua Campus, che è un centro internazionale di riferimento sulle tecnologie irrigue, perché è vero che Israele ha la irrigazione a goccia, ma noi abbiamo le paratoie intelligenti, abbiamo un sistema come il Reframe. Magari pecchiamo un po' di comunicazione, però se ci dà una mano riusciamo a riavere quel ruolo a livello internazionale che ci meritiamo. L'ingegneria italiana ha un buon nome in giro per il mondo, eh? Anche quella idraulica però deve avere. E l'ingegneria in generale. Ecco, quindi bene, un lato positivo per quanto riguarda, diciamo così, il nostro saper fare, che mi sembra interessante. Allora, Lucio, dimmi, prego. Scusami, prima ha detto un'altra cosa, Pozza, che volevo sottolineare, se non passa in secondo piano, o qualcuno degli ospiti, quello delle acque grigie. Avete ragione, è un tema che è scomparso dal dibattito pubblico. Qualcuno si ricorderà che anni fa sembrava che tutte le case dovessero avere quelle che si chiamavano reti duali, per la precisione. Cioè non usare l'acqua potabile per pulire l'automobile sotto casa. Ne sentite più parlare a proposito dei costi energetici complessivi che ciascuno di noi apporta alla società? Grazie anche per questo spunto, ma devo dire che la tua riflessione sul consumo energetico, sul fatto delle comodità, penso che faccia pensare non solo agli agricoltori ma a tutti noi e tutti i nostri telespettatori. Davvero interessante il punto di vista di riflessione. Io ho ancora un paio di minuti, poi devo andare a un altro tema importantissimo che sono le previsioni del tempo, perché mai come in questo momento noi poi dobbiamo, come dire, sentiremo il nostro generale Giancarlo Iannicelli, perché visto che siamo partiti con il cambiamento climatico e adesso dovremo arrivare naturalmente a capire quanto ci sarà ancora di picco di calore. Però io volevo tornare dal Presidente Pozza. Presidente, sempre per chiudere questo tema dell'agrivoltaico, lei mi diceva prima che non è compatibile l'agrivoltaico, cioè il fotovoltaico, con ad esempio le altre forme pur sempre rinnovabili di energia, perché viene sempre dall'esperienza spagnola, mi diceva prima. No, da quello che mi dicono i tecnici, la corrente elettrica del fotovoltaico non è compatibile con la corrente elettrica prodotta. Ma è quello che poi ha creato il blackout? Esatto, perché dopo in Spagna? Sì, il blackout che c'è stato l'anno scorso in Spagna è stato per una grossa produzione di corrente derivante dal fotovoltaico che non è controllabile, che è entrata, no? E quindi ha fatto scoppiare tutto il problema. Quindi abbiamo addirittura troppa energia che non riusciamo a gestire. Perché gli accumulatori probabilmente non sono sufficienti e quanto accumulano poi? E quanti impianti hai? Noi stiamo andando molto su questo, come la Spagna. Diventa un problema. Invece l'eolico? L'eolico è diverso perché tu spegni e stacchi la pala e quindi non hai la produzione. Però l'eolico è altrettanto impattante in termini visivi. Noi ad esempio l'eolico potremmo montarlo nella zona ad esempio del lago di Santa Croce dove spira sempre vento, o è meglio che noi la teniamo così? C'è quel bel viadotto dal punto di vista ingegneristico dell'A27 che è brutto dal punto di vista paesaggistico, però dal punto di vista ingegneristico è un capolavoro. Se poi qualcuno dice che lì hanno fatto una scelta che poteva benissimo replicare su quello che ha già fatto 100 anni prima la ferrovia, cioè voglio dire, si poteva lavorare anche in quel senso, perché poi come dire, ha deturpato completamente la Valle Pisina, tanto è vero che poi lì è morta completamente tutta la parte turistica, perché una volta c'erano gli alberghi, adesso tu arrivi vedi solo che il deserto, perché ovviamente se apri le finestre e vedi l'autostrada davanti, chi viene a fare turismo lì. E poi volevo, giusto per
riagganciarmi, come dire, terreno, azione industriale, quindi deturpamento. Chi è che mi racconta la storia di Eraclea di cui parlavamo prima? Giuseppe Facchin, perché poi c'è un cavidotto, mi pare. Allora, Eraclea, mi pare di capire, c'è un altro progetto di non so quanti ettari e si sta parlando della zona verso Eraclea Mare, se non ho capito male, quindi un'altra area turistica importante. Francamente io non sono in grado di darti una geolocalizzazione precisa. Io ho visto dei disegni, so che stiamo parlando di centinaia di ettari, quindi 73 ettari sono, non ho capito bene quanti mega, qui sono tanti di più, e ho capito che deve venire in sottostazione a Salgareda, quindi portare l'elettricità da una parte all'altra della regione, passando dalla provincia di Venezia a inoltrata provincia di Treviso, credo non sarà impatto zero per le campagne. Quindi non abbiamo solo l'idea dell'agrivoltaico, del fotovoltaico a terra, o quello che sarà montato, quindi col fatto di deturpare, diciamo, questo territorio coprendo di questi pannelli, ma poi avremo anche tutta la lavorazione di cavidotti che andranno ad aprire. Ma è normale che sia così, cioè, da sempre l'energia va trasportata via cavo, i cavi da qualche parte devono pur passare. È ovvio che ambientalmente parlando probabilmente è meglio interrarli in zone poco disturbanti per l'esercizio dell'agricoltura, e che però nel momento del passaggio io ho l'esperienza di un grande metanodotto che ha aperto 34 metri di larghezza delle nostre campagne per una lunghezza che va da Pieve di Soligo fino a sotto di Salgareda, quindi un disastro che noi ci ricordiamo bene, 2 anni di confusione di viabilità e di lavorazioni. Dopo, se questo è il prezzo da pagare per avere l'energia che diceva adesso il suo collega, la pagheremo, però probabilmente dovremo pensarci bene. Ma la pagheremo anche in altra maniera, secondo me, no? Secondo me la pagheremo, e probabilmente la pagheranno tanto anche i nostri figli. Lei che è la più giovane? È da preoccuparsi? Da preoccuparsi. Questa è parte anche un po' dell'innovazione, no? Del cambiamento. È chiaro che le pale eoliche banalmente sono impattanti, quindi nessuno le vorrebbe vicino a casa perché non piacciono a nessuno. Vero è che comunque generano una quantità di energia importante, quindi giustamente qualcuno... devo dire che ci sono, viaggiando, mi è capitato per esempio di andare anche in Belgio piuttosto che in Olanda, pale eoliche ce ne sono tantissime, e siamo quasi forse un po' più abituati a uno scenario dove fanno parte del contesto insieme all'agricoltura, quindi forse credo che anche noi italiani dovremmo un pochino abituarci un pochino di più, forse abituare l'occhio a vedere magari questi elementi di innovazione collocati qui e lì, perché purtroppo... Però in quelle zone lì non hanno le ville venete. No, certamente lontano dalle ville venete. Se il nostro presidente, scusa... Assolutamente. Ma immaginate il grappa con le pale eoliche sopra? Non mi immaginavo assolutamente vicino alle ville venete. Noi abbiamo come motto, come Camera di Commercio di Treviso Belluno, bellezza e impresa. Questo sicuramente non va d'accordo né con la bellezza né forse neanche con l'impresa, perché quando parliamo di queste centrali, perché una volta quando io ero in amministrazione hanno fatto nel nostro comune una sottostazione e c'è stata una grandissima discussione perché tutti erano preoccupati di questa... Parla di San Polo comunque, San Polo di Piave. San Polo di Piave, sì, ma era niente, era neanche un ettaro recintato dove hanno messo una centrale di rifasamento dell'energia elettrica. Adesso parliamo di centinaia di ettari e dobbiamo capire che questo non è... Poi ci si può abituare anche al brutto, Martina, per carità, perché ci si abitua a tutto, però che parliamo della nostra provincia, che parliamo del nostro territorio, che abbiamo le bellezze naturali, abbiamo siti storici, abbiamo bellezze culturali che tutti ci invidiano, e poi ci mettiamo centinaia di ettari di fotovoltaico per i turisti che da Venezia vanno magari a Cortina. Questo sicuramente penso che sia una cosa che non trova nessuno d'accordo. C'è luogo e luogo, il nostro territorio in particolare ma difatti, come ha detto il Presidente, come stiamo dicendo, come stiamo lavorando anche come Camera nelle comunità energetiche. Abbiamo finanziato le 2 comunità energetiche di Belluno e di Treviso, e adesso quella della Sinistra Piave.
le comunità energetiche è un altro tema che... No, ma però andiamo incontro, insomma... Comunque centinaia di ettari sono più vicini alla frazione di un comune che a un orto di casa. Cioè, ragazzi, le dimensioni dobbiamo averle chiare in testa. Ecco, allora, un tema che riprenderemo sicuramente in altre puntate, perché avete capito che è un tema non solo caldo per una questione di temperatura, ma è caldo perché sono i nostri territori e il futuro del nostro territorio. Però visto che parliamo di caldo e il tempo è già scivolato via, ne parliamo anche con il generale Giancarlo Iannicelli, perché vogliamo, diciamo, concludere questa parte della puntata capendo che cosa ci aspetta nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sia sotto il profilo, diciamo così, agricolo, ma anche meramente abitativo, diciamo, quotidiano, per quanto riguarda l'ondata di calore. Generale, cosa ci può raccontare per questo fine settimana e per in genere, diciamo, la fine di giugno? Non belle notizie, però mi permetta, Lucio, di dire, di apprezzare nella mia semplicità la bellezza del dibattito che sta venendo fuori, e per l'oggetto e per gli ospiti. Veramente un bel dibattito importante che non viene molto diffuso, no? E quindi rischia poi di dar delle scelte che sono sbagliate. C'era Stelluto che ricordava i nostri ingegneri idraulici. Io ricordo Fra Giocondo, quello che ha creato a Treviso con le mura, quello che ha creato in Francia con il castello di Blois, cioè nostri diciamo ingegneri, nostri studiosi che in Europa sono stati i primi e così via. E poi cosa dire mi permetta, sono d'accordo con tutti e con il Presidente Bozza, ci sono tanti, perché andare a consumare il suolo? È la cosa più bella, ce l'ha data Dio, è una cosa che non serve per mettere, non è vero, non fanno delle serve, non potrà essere mai una serva, e si consuma prima le pale eoliche, che sono state lo strumento delle associazioni criminali che hanno sfruttato tantissime e che hanno rovinato un'altra cosa che è irrecuperabile, che so il paesaggio, che è la cosa più bella dei nostri territori. Pensate, le pale eoliche, scusate, se le mettavamo nelle colline dell'UNESCO, magari qualche mente malata nel passato, quando non erano così belle, ci mettevano 100 pale eoliche. Quindi bisogna stare molto attenti. Io penso che le energie alternative siano in completa e in veloce evoluzione. Dico una cosa che può trovare poco, lo dico da anni, successo, forse qualche critica, tornare un attimino in modo diverso al nucleare, sia per quanto riguarda i nuovi sistemi, sia per quanto riguarda invece che della fissione dell'atomo, la fusione, che è tutto un altro sistema, stanno studiando, è molto lento, ma che presenterà molti meno rischi. Detto questo, ecco, scusatela, ma è veramente interessante. Complimenti a tutti. Il tempo, vedete, non so se Lucio farà vedere fuori la cartina, si può vedere che sull'Europa mancano le linee, le isoppare, vedete? E tutto attorno vedete dei sistemi perturbati, delle linee colorate. In tutta Europa manca quasi solo su di noi una zona di alta pressione. Questo vuol dire che calma piatta. Quando mancano le isoline, queste isoppare, vuol dire che non c'è vento, l'aria ristagna e quindi non c'è ricambio d'aria, non si muove una foglia, una piuma, come si suol dire. E questa è una situazione che è associata a quest'alta pressione che insiste su di noi. Esiste, cosa vuol dire alta pressione? Una pressione verso il basso, quindi c'è anche un riscaldamento per compressione, e questo è un elemento, ma l'elemento che ci dà più fastidio da qualche anno e continuerà a darci fastidio è il promontorio, l'alta pressione che proviene dall'entroterra africano. Lì ci manda aria calda che si insinua nella pianura padana e riscalda sempre più quest'aria che è, come dire, stazione sul catino padano, si riscalda sempre più fino ad arrivare a valori straordinari. Io penso il 22, quindi 2 giorni fa, abbiamo raggiunto i 37 gradi in pianura, lo zero termico ormai sulle montagne, tutto quello che ne consegue, arriva a 4.500 metri, cosa impensabile, quindi con scioglimento di ghiacciai e tutto quello che... E detto questo, continuerà e arriva pure di peggio. Fine settimana, 4-5 giorni, fino al 30, quindi fino a fine mese avremo un crescendo fino ad arrivare a 37, 38, 39 gradi di massima, le minime dai 22, 23 anche ai 25 gradi. Ricordo che se le temperature in 24 ore non scendono mai
sotto i 20 gradi, abbiamo le notti tropicali, quindi che si vanno a sommare a questo fastidio del giorno, del riscaldamento durante il giorno. Se poi, come succederà in qualche posto, non va al di sotto mai i 25 gradi, che sta succedendo, abbiamo le nottate super tropicali, quindi ancora peggio, una situazione di disagio estremo. Vedete quello che sta succedendo anche in termini di salute naturalmente dei soggetti più deboli, ma un po' per tutto. Quindi una situazione, poi con questo caldo, questo è importante per l'agricoltura, già bersagliata, già veramente un sistema, un ambiente che richiede sempre più sforzi, sempre più rischi. Col forte riscaldamento arriva vedere quei sistemi perturbati che sono in agguato, appena riescono a far passare su di noi un po' di aria fredda, ecco che si scontra l'aria calda con l'aria fredda ed ecco che la bomba scoppia e abbiamo questi fenomeni molto intensi, grandi nella cui grandezza non si è quasi mai verificata, temporali forti, pioggia tantissima, che però serve poco in agricoltura perché non va a nutrire il terreno, ma si dilava, scappa via, è talmente forte, è talmente intensa, è talmente tanta, e quindi mi dispiace dire è sempre più difficile fare imprenditore agricolo, però come si diceva prima è il terreno che ci fa mangiare, il terreno, si può esserci meno energia, però poi è la terra che ci fa mangiare, è la terra che ci hanno consegnato per poter sopravvivere. Grazie generale, purtroppo abbiamo poco tempo. Senta, ma... Scusate, ma è talmente, complimenti ancora. Devo dire, generale, che non so perché mi viene in mente di prendere in mano questo attrezzo, perché come dire, ci sentiamo un po' bastonati, mettiamola così, con questo tempo e soprattutto con queste previsioni, no? Ringraziamo il generale Giancarlo Iannicelli e poi volevo ringraziare anche il nostro Fabrizio Stelluto, vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Fabrizio, con queste previsioni come possiamo cercare di recuperare un po' d'acqua tra grandine, pioggia intensa e temperature tropicali? Qui veramente è cambiato il mondo rispetto a quando andavamo in giro con l'ESAV noi, no? Guarda, ormai quest'anno va così, non è che possiamo fare i miracoli, possiamo solamente alzare gli occhi al cielo, sperare in Giove pluvio. Da qualche parte hanno ricominciato a fare anche le processioni per l'acqua. Bisogna prevenire queste situazioni qua, francamente sono tanti anni che lo si dice. Prima qualcuno in studio, credo il tuo ospite che fa parte del consiglio di amministrazione dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica, diceva abbiamo molti progetti esecutivi. Io ieri ero in un workshop dell'Atlante delle Rive, che è questo straordinario progetto che ha come promotore Marco Paolini, l'attore, ma dove ci sono scienziati come Andrea Rinaldo, come Giulio Boccaletti e quant'altri, e modestamente c'ero anch'io, non come scienziato ma come osservatore, e dicevano dovremmo abolire il termine cantierabile, perché da quando si parla di cose che si possono fare in realtà non succedono mai. Vale a dire, io da quando frequento Roma ho imparato che stanziare i soldi non vuole dire che ci sono, così come se sarebbe nelle nostre famiglie. È una ipotesi di principio, nel senso che se ci saranno verranno utilizzati. Per cui i cassetti dei consorzi di bonifica, così come immagino anche di altre realtà, sono pieni di progetti utili per il territorio, ma fino a quando non arrivano i SCHEI sono là, esecutivi, cantierabili o come dir si voglia. Per cui per quest'anno preghiamo. Vabbè, sì, preghiamo. Grazie a Fabrizio Stelluto. Che i frati suonino le campane, i preti. E i frati, e soprattutto quelli visto che sono quelli di... Esatto. Una volta suonavano, adesso non sono più. Ad fulgore e tempestate libera nos domine, dicevano una volta quando facevano le erogazioni. Va bene, grazie a Fabrizio Stelluto, grazie per essere stato con noi durante tutta questa stagione di agricoltura di sera. Io adesso ringrazio i nostri ospiti, abbiamo parlato in realtà solo di 2 temi, avremmo voluto parlare di molto di più perché avendo una presenza come quella di Mario Puzzo potevamo parlare del Mercosur, lo faremo nella prossima stagione. Del granaio del mondo. Del granaio del mondo, esatto, quindi sono... sì, perché giusto il Mercosur. Una volta c'era l'Ucraina che era il nostro granaio, no? Sì. E il Brasile sarà il Brasile da capofila, però
quel continente lì sarà il granaio del mondo, anzi lo è già di fatto. Però il granaio del mondo, e mi verrebbe voglia di ripartire un'altra volta, ma è finito il tempo, ma il granaio del mondo mi sta bene, ma è un granaio del mondo affidabile in termini di qualità, perché poi in quel granaio viene a portarci via il nostro... Non ci sono le regole, qui ci sono qui da noi e quindi allora, ci sono i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Dobbiamo fare un'altra puntata sulla reciprocità, ma la faremo... Lucio, permettimi di presentare prego. la nostra guida delle 86 camere di commercio in 64 paesi. La trovate sul sito di Asso Camere Estero. Posso vedere un attimo cosa facciamo? Qui ci sono i riferimenti. Facciamola vedere, aspetta, la facciamo vedere così, se riesci a stringere anche magari con la camera. Ecco. Vedi tu come riusciamo a fare. Ecco, questo libro che cosa racconta? No, racconta, lì c'è la guida di tutte le camere di commercio italiane nel mondo, i punti di riferimento, che se uno vuole investire per esportare, quello che vuole fare in questi paesi, li trova un punto di riferimento, perché oltre che avere un punto di riferimento è anche un punto di riprova, perché gli amministratori, gli imprenditori vivono la vita del paese con la loro famiglia, con le loro imprese, e la testimonianza è il miglior biglietto da visita per chi, soprattutto per le piccole e le medie imprese che vanno a affrontare i mercati esteri. Quindi vedo Stoccolma per la Svezia, vedo Istanbul per la Turchia, Izmir sempre per la Turchia. Emirati Arabi, Dubai, insomma, voglio dire, bei posti, anche Dubai insomma, non è male, Casablanca, Marocco. Libretto insomma interessante per i nostri imprenditori. Grazie al Presidente Mario Pozza. Grazie. Dopo di lui, sempre per una questione di... Allora, Martina Del Grande, grazie per essere stata con noi, buona serata. Giuseppe Facchin, grazie. Buona serata. Mi raccomando, col Consorzio di Bonifica, sempre, come dire, attenti. Saremo sicuramente sul pezzo. Tra l'acqua, la siccità e le inondazioni. E poi, Angelo Facchin, mi raccomando, come sempre, ma questo vale per CIA, ma vale per tutti e tre, difendere sempre i nostri agricoltori che hanno veramente tanto bisogno. Noi diciamo sempre, abbiamo un motto in Coldiretti, diciamo che l'agricoltore è il vero custode del territorio, e penso che questa sia una realtà che si vede ogni giorno. Credo proprio di sì, questo vale per tutti. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi l'ultima parte, come sempre, con Paolo Pagnani e come dire, le occasioni per quanto riguarda i nostri imprenditori. Ultima parte di questa puntata di Agricoltura di Sera. Intanto voglio ringraziare la nostra meglio gioventù che è dall'altra parte della regia, cioè Mattia Pizzaia e Alberto Pivetta, che sono la nuova generazione dei tecnici qui a Media Nord-Est. E poi voglio ringraziare Paolo Pagnani, che è tornato a trovarci finalmente dal vivo dopo un po' di volte di remoto. Bentornato. Ciao Lucio, grazie. Poi vi faccio vedere, buonasera a tutti. Intanto poi vi faccio vedere anche il nostro oggetto misterioso, che è appunto questo oggetto che veniva utilizzato particolarmente in questa stagione, e poi vi faccio vedere, grazie sempre alla regia del nostro Mattia Pizzaia, che non siamo soli io e Paolo, ma abbiamo un altro ospite, eccolo qua, che si chiama Chuck, giusto? Giusto. Ecco, Chuck. Così possiamo dire che tutto sommato non ci ascolta neanche un cane, almeno un cane c'è. Esatto. E allora cominciamo con l'agenda delle opportunità. Che opportunità hai per noi? Allora, le opportunità per questa sera sono legate al mondo dell'apicoltura. Abbiamo due opportunità. La prima, che richiama, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della giornata mondiale dell'apicoltura, di una eccellenza veneta che è il Centro Nazionale di Referenza per l'Apicoltura, che è presso l'Istituto Zooprofilattico. È un centro nazionale che si occupa a livello internazionale di tutte queste attività, le abbiamo già viste, quindi fondamentalmente l'alveare a 360 gradi, la produzione del miele e questo ruolo dell'ape di essere un animale che ha un grande ruolo nella biodiversità. E c'è stato un provvedimento regionale, una delibera, che ha praticamente finanziato tutte queste attività con un importo significativo di 60.000 euro da parte della Regione nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico. Però questa cosa riguarda anche le singole imprese, quindi i singoli apicoltori, chiaramente gli apicoltori diciamo professionali, perché
il materiale su cui fare indagini di tipo chimico, biologico, per verificare la salubrità e cosa, verrà fatto utilizzando ovviamente campioni presi, quindi ci sarà un coinvolgimento. Quindi io che devo fare delle analisi del mio miele, ottengo un finanziamento per poterlo fare? Oppure... Il finanziamento è dell'Istituto Zooprofilattico, però chiaramente l'Istituto Zooprofilattico andrà a valutare la bontà di determinati alimenti. Qua parliamo anche dei mangimi, i cosiddetti mangimi che servono per attraversare magari una fase invernale in cui c'è il coso. Si va a vedere quelle che sono la composizione di questi alimenti e quindi anche la verifica. C'è il nostro Chuck che sta... Esatto, il nostro Chuck che sta esplorando. Sì, D'altronde per avere un'agenda delle opportunità bisogna anche avere qualcuno che abbia fiuto. Che abbia fiuto, e devo dire che di fiuto ne ha abbastanza, esatto. Chuck. E quindi l'Istituto Zooprofilattico si appoggerà alle associazioni degli apicoltori e anche a singoli apicoltori per andare a vedere com'è la situazione ad esempio di questi mangimi, diciamo, di supporto per l'inverno. Vengono chiamati mangimi, quindi è uno sconto per gli apicoltori nella gestione, esatto, diciamo, ma anche un modo per avere un occhio, un punto di vista su quello che sta succedendo negli alveari del Veneto. Ecco, questa è diciamo, l'agenda dell'opportunità di questa settimana, che mi fa di capire che sia anche... Tra l'altro bisogna dirlo che questa è l'ultima agenda dell'opportunità per quanto riguarda questa stagione. Perché dobbiamo dire che questa è l'ultima puntata, visto che è anche l'ultima puntata del mese, il mese di giugno, e anche l'ultima puntata delle 18 che abbiamo organizzato per questo ciclo di trasmissioni. È stata, devo dire, un'esperienza molto importante per me, anche per te, per tutti noi, perché abbiamo cercato di raccontare l'agricoltura in un forma di talk, cosa che non ha mai fatto nessuno fino adesso, pochissimi, anzi devo dire io francamente non ricordo. E allora io ti ringrazio intanto. Grazie a te, Lucio, per essere venuto tutte queste volte, per essere stato sempre presente, per aver di fatto creato. È stata una bella esperienza e quindi andiamo avanti. Andiamo avanti. Con Chuck, perché è diventato il nostro divo. È stato assoldato. È stato assoldato perché vedi, si è subito messo a suo agio qui in studio. A questo punto siamo in saluti. Saluto a tutti i telespettatori ovviamente da parte mia. Allora, prego Paolo. No, volevo salutare tutti e ringraziare dell'attenzione perché insomma è stata, ripeto, una bella esperienza. Ecco, stessa cosa per quanto mi riguarda, io vi ringrazio di aver, come dire, partecipato a queste 18 puntate che sono state puntate intense e importanti. Sono state proprio puntate importanti perché si costruiva un nuovo, diciamo, format che era proprio dedicato all'agricoltura. Se ci avete seguito sin dagli inizi, prima abbiamo raccontato l'agricoltura veneta nei diversi aspetti, poi abbiamo cominciato a raccontare l'attualità dell'agricoltura veneta e nell'ultima puntata anche le prospettive guardando a quello che è, diciamo, il futuro e guardando anche al mondo. Insomma, l'agricoltura di sera in questo momento finisce qui, finisce questa stagione, probabilmente, quasi sicuramente ci rivedremo a settembre, ma intanto non mi resta che augurarvi buone vacanze, buone ferie e soprattutto augurarci a tutti una buonissima agricoltura che stia in un ambiente sano che poi in fondo è la nostra terra. E con questo l'ultima parola la lasciamo al nostro Aldo Cescone, al Bastian Contrario, che vi racconta che cos'è questo. E buona estate a tutti e buonanotte. Buonasera a tutti signori! Qua avete visto cosa c'è questo qua? Serviva a papata il frumento del fine 800. La particolarità di questo bastone qua sta nel snodo che c'è qua fatto di cuoio. Questa è la roba più essenziale. Questo qua funzionava fin quando che non si arrivava ai trebbie e con questo trebbiava il frumento, i fasioli, la spagna, tutto quello che serviva. E c'è un ciapà, bastonare. E serviria ancora adesso, ma ve lo dico dopo. Scusate se mi metti io c'hai perché ho qualcosa da dire. Su tutto questo periodo che abbiamo trattato tantissimi argomenti, dal Polesine alle montagne, in 50 anni da essere indispensabile, la terra è diventata un problema. E qua non c'è più nessuno che ha ragione. La ragione ce l'avrebbe solo quello là. Perché non è possibile che noi stiamo qua a discutere su dei problemi che con niente si risolvono. La fauna, basta ridimensionare gli animali, il formaggio,
i caseifici non devono comprare il latte straniero a 20 centesimi, perché io che consumo il formaggio non so che uso ne fanno loro di questo. Di conseguenza, se c'è qualche caseificio che vuole operare latte estero, fa formaggio estero e lo vende col nome del Cagnon del Monteo, con il nome come che vuoi, se è buon farlo. Io che sono italiano e che magari i miei soldi li voglio spendere nel mangiare sicuro, ho il diritto di sapere che quello è un prodotto italiano. Perché qua c'è un quadro che rappresenta la battaglia del grano di 100 anni fa. L'ha fatta Benito Mussolini, a parte quello, ma è stata fatta per essere autosufficienti del grano, perché dall'estero non ne arrivava. E se non arriva non mangi. Invece adesso arriva, ma non è come il nostro. E no altri in Italia, se snobbiamo, abbiamo 4 milioni di ettari incolti. E a terra serve per mangiare. Già sta un po' di crisi del petrolio a fine del mondo. Noi del petrolio lo abbiamo, perché quando che abbiamo fatto il mangiare siamo a posto. La roba principale è il mangiare. Non stiamo a parlare dell'acqua adesso, quando che sento dire che il Po se entra l'acqua del mare per 14 km dentro. Basta fare una stropaia, basta fare una piccola diga, se ferma l'acqua buona e se ferma l'acqua del mare. Ma scherziamo o andiamo avanti ancora a giocare? Qui che ha fatto mettere 7.000 ettari di glera che non sia prosecco. Se ragnerai categorie e persone di categoria a risolvere che problemi ha. Se stai ora dare autorizzazione che non mi ha date no altri. Bisogna mettere chiarezza, bisogna mettere le persone giuste sui posti giusti e cambiare, perché sennò stanno che viene, siamo ancora qua che parliamo di queste robe e non ne andiamo mai fuori. Basta parlare, bisogna togliere delle decisioni, regole, signori, regole ben precise, decisioni. Si può anche sbagliare, però ho sbagliato per costruire qualcosa che posso rimediare. Perciò, cari signori, mi pare che argomenti che ne abbiamo trattati tutti i tipi su quello che è l'alimentazione. Adesso vediamo qui che sia il comando cosa che fa. Perché l'altro giorno avevo detto del gioco dell'oca, in cui avevo mostrato che ho anche il bastone che batte e il braccio non mi manca. Non voglio essere cattivo, ho diritto di essere un italiano e di mangiare un prodotto italiano. Se dopo mi fa male, se un altro perde mani, ma ho questo diritto. E con questi signori vi saluto alle prossime puntate, perché sarà ora di andare in ferie. Un'altra cosa però voglio dirvi, che mentre tutti quanti si devono programmare ferie, che 4 persone che si sono maghe o che si sui allevamenti o così per pescare, e se anche fai i conti col tempo, guarda che secco che sei, guarda che caldo che sei, cosa verrà fuori da sta terra? E che altri invece si devono pensare, beh, una settimana al mare, una settimana in montagna, una settimana sul centro commerciale al fresco. Signori, se non aiutiamo queste persone qua, noi altri mangeremo stropioi. Impossibile che non capimo, che non siamo buoni a rendersi conto che ormai le persone che fa veramente che il poco da mangiare, e se poche. Mettiamoci a testa a posto. Buonasera a tutti e che Dio vi mandi buona, magari anche senza, e non vi dico cosa. Ciao a tutti.